Bene, questo è l'ultimo incontro del ciclo di 4 incontri che abbiamo fatto sulla storia distorta, e questo ultimo appuntamento riguarda la storia relativa al fascismo e al nazismo, con due autorevolissimi studiosi che parleranno del fatto e di come queste due fasi storiche siano state poi comunicate in maniera tale da dare la sensazione, come nella seconda relazione, di un passato che non passa, che in qualche modo sintetizza questo aspetto, cioè un passato dal quale non ci si riesce a liberare, almeno in parte, che ha una persistenza che naturalmente deriva anche dall'impatto, dal periodo, dagli anni numerosi per il fascismo, un ventennio, meno numerosi ma pesantissimi in Germania, e il fatto di come poi i paesi successivi, lo Stato di entrambe le nazioni successive alla Seconda Guerra Mondiale abbiano fatto i conti o non abbiano fatto i conti compiutamente. Da questo punto di vista c'è una letteratura amplissima che fa riferimento sia alla capacità di poter avere una epurazione dei quadri dirigenti pre-fascisti e pre-nazisti, sia dal fatto che si dovesse trovare delle formule di processo che però riguardava una parte dei soggetti e una sostanziale amnistia degli altri, perché fare i conti con la realtà significa fare i conti con se stessi, fare i conti con i propri cari, con i parenti, che è una cosa pesantissima, con tutta una serie di alibi, perché si diceva: come facciamo a depurare dopo 20 anni, per esempio in Italia, senza trovare privi di una classe dirigente, di una classe amministrativa dirigente, no? Perché sarebbe stata completamente da ricostruire. A questo punto di vista si lega anche il tentativo che, almeno nel nostro Paese, prima ancora che di epurazione, si è parlato di una transazione e quindi di un'amnistia, quindi della possibilità di poter chiudere, con tutta una serie di motivazioni che avevano anche delle ragioni d'essere, la povertà, i danni della guerra, la volontà di non arrivare ad una ulteriore guerra civile, di trovare delle situazioni che potessero portare alla pacificazione, no? La pacificazione è un'esigenza anch'essa importante e che è stata considerata fondamentale nell'approccio del dopoguerra. Ebbene, questa situazione fa sì che sia rimasta all'interno della pubblicistica e anche della memoria collettiva una impostazione probabilmente di una continuità dello Stato più che di una rottura di questa continuità, di una soluzione di questa continuità. E questo impone una riflessione soprattutto nel quadro di una situazione attuale in cui non soltanto si attribuisce alla memoria un interesse molto minore, ma soprattutto si tende a giustificare, oppure a ritenere che non ci si debba più occupare, oppure addirittura a dire che in fondo i torti erano di qua e di là e che quindi una situazione non possa essere oggetto di un giudizio non solo storico ma nemmeno valoriale per ciò che si possa presentare di nuovo sotto però una radice antica. Ecco, tutte queste cose credo siano ragioni anche attualissime
per fare una riflessione, cioè un istituto di studi storici deve, quando si trova davanti a delle domande di questo tipo o anche ad una serie di volgarizzazioni, inteso nel senso di divulgata politica, in cui si occupa, in cui la propaganda o il dibattito politico si occupa anche di storia, di chiedere a se stesso, cioè il mondo della storia, riflettere su se stesso e ribadire le ragioni della differenza tra un'attività seria di studio che ha dei criteri predeterminati e che, anche se si può discutere per certi aspetti sul termine scientifico dell'attività dello storico, perché la scienza è più legata ai fatti naturali che non ai fatti umani come regole che si ripetano, e tuttavia c'è una forte differenza tra chi ha studiato con criteri intellettualmente legati alla raccolta di documenti e può continuare ad affermare la differenza dei fatti e la differenza delle responsabilità per un obiettivo che è quello di essere didatticamente utili, per consentire di distinguere tra un utilizzo strumentale, epidermico, urlato di fatti del passato che sono stati dolorosissimi, e invece un invito alla riflessione. Ecco quindi che i nostri graditissimi ospiti, Filippi e Sprecher, io uso i cognomi per usare un'espressione anche più colloquiale, anche più di accoglienza, no? Diretta, ci intratterranno e in esito ai quali credo sorgerà uno stimolo per il dibattito. Cominciamo quindi con Tommaso Sprecher, che viene da lontano, e quindi con un occhio verso la Germania. Allora, buonasera innanzitutto, grazie per l'introduzione, Presidente, per l'invito, veramente una grande occasione di riflettere anche con Francesco, con cui ormai da anni insomma, lavoriamo assieme. Poi il suo contributo è stato indispensabile anche per la nascita di un libro come il mio, e come diceva appunto lei, il tema anche del distinguere tra fatti storici, eventi e miti, narrazioni e propaganda. Da questa cosa qui nascono molti dei lavori con cui sia io che Francesco innanzitutto ci siamo dimesticati, insomma, negli ultimi anni, e io sono qui anche un po' per presentare, diciamo, per fare un conto di quello che è questo tema del recupero del passato, del fare i conti con il passato, delle continuità tra passato storico nazista e poi Germania repubblicana, la Bundesrepublik. Insomma, da questa preoccupazione, da questo punto di vista, da questa interrogazione nasce effettivamente anche il mio ultimo libro, che presenterò anche in parte oggi, perché di fatto mette assieme esattamente questo tipo di tema, fino a che punto siano stati fatti i conti in Germania. La serie Fact Checking nasce da questo spirito, da questa volontà di andare a vedere cosa c'è di vero o strumentale dietro a determinati miti, narrazioni, racconti che girano nella società di oggi. La storia, nonostante da un lato il sapere storico sia sempre sbeffeggiato come non così importante, in realtà poi viene sempre strumentalizzato, sempre utilizzato per determinate narrazioni. Così è in Italia, ma anche in Germania, insomma, torna sempre questa rilevanza del passato. Il libro mio in particolare, io sono uno storico italiano ormai da 15 anni in Germania, e ho avuto l'occasione, dopo il dottorato all'università, insomma, di entrare in molti di questi memoriali, musei di ultimissima generazione, il Museo Ebraico, la casa della conferenza di Wannsee, Topografia del terrore, dove lavoro un po' come collaboratore, ricercatore. Insomma, negli anni sono nate tante cose e chiaramente sono entrato abbastanza a fondo di questo aspetto centrale della cultura tedesca oggi, ovvero il rapporto con il nazismo, il rapporto con la dimensione criminale del nazismo. E c'è chiaramente, tra le varie considerazioni che vengono fatte, l'idea che la Germania attuale, odierna, non possa che aver fatto i conti con il nazismo. Questa idea, che è presente sia un po' nella narrazione italiana ma anche in quella tedesca, nasce da una percezione molto distinta e chiara, che è quella dei memoriali, della presenza
del passato nazista, dei crimini nazisti nelle topografie delle città tedesche, e soprattutto Berlino. Chiunque sia stato a Berlino, che comunque è la capitale di fatto di questo Stato, avrà visto il memoriale alle vittime della Shoah, dell'Olocausto, le varie zone, la topografia del terrore, tutta la zona dei memoriali, questi memoriali enormi, sorprendenti, che segnano la topografia della città, indicando la rilevanza di quel passato e quindi del bisogno di rielaborare quel passato storico. E quindi c'è questa idea della Germania che ha fatto i conti con il nazismo. In realtà però questi memoriali, tutti questi spazi urbani che si trovano oggi, sono figli di una storia abbastanza recente. Fondamentalmente la maggior parte, quasi tutti i memoriali che si possono trovare a Berlino sono nati a partire dalla fine degli anni 90. Il memoriale alle vittime dell'Olocausto, della Shoah, Olocausto in tedesco, sapete, insomma l'importante è intendersi, il termine Olocausto è un po' scorretto, ma insomma si chiama così in tedesco, anche nel mondo anglosassone la Shoah viene chiamato Olocausto, l'importante è capirsi, lo dico perché a volte mi sfugge anche davanti a un pubblico italiano sempre questo aspetto un po' etimologico, ma insomma questo memoriale è stato inaugurato nel 2005, la topografia del terrore nel 2010. Quindi la domanda vera era capire, ok, questi memoriali che oggi segnano così tanto la città, ma sono figli ed effetto di dibattiti molto recenti, o perlomeno di volontà politiche molto recenti. Quando è iniziata questa cultura della memoria? Quando si è sviluppata? Il mio libro cerca, questo lavoro, di mettere assieme i momenti principali di questo sviluppo di una cultura della memoria in Germania, in 5 capitoli fondamentalmente, cerco di seguire proprio la cronologia, e quello che si scopre è che appunto in realtà ci sono volute appunto 3 generazioni per arrivare alla cultura odierna. Non furono gli anni 50, negli anni 60, negli anni 70, bisogna aspettare almeno la caduta del muro di Berlino perché emerga questo aspetto centrale. E ho pensato di mettere assieme in una 18 slide, insomma, i momenti salienti. Innanzitutto il tema quasi ossessivo, ma per chiunque conosca un po' il linguaggio politico in Germania sa quale sia il ruolo fondamentale che gioca questo spettro del passato, no? Il nazismo, questa ubriacatura collettiva che portò il paese e l'intera Europa alla distruzione, insomma ancora oggi è una vergogna, c'è poco da fare, nonostante poi ci siano tutti i gruppi neonazisti che riprendono, ma a livello proprio di collettiva, di cultura di massa, potremmo dire che ancora oggi comunque questo rispetto, questa idea della cultura della memoria è importante e fondamentale. Fatto sta che chiaramente questa presenza così profonda, obliata nei primi decenni dopo la seconda guerra mondiale, poi a cui si è dato forma a partire dagli anni 90, ha a che vedere chiaramente con l'ideologia distruttiva del nazismo. Il nazismo ha portato negli anni 40, 41, 42 questa idea d'Europa, perché non dovremmo scordare che i nazisti avevano un progetto molto specifico, che era quella della sottomissione fondamentalmente di tutte le razze inferiori, nel loro linguaggio per noi aberrante, ma scritto, documentato, riflesso nelle centinaia di migliaia di documenti lasciati da questi signori, da questi criminali. L'idea della Neue Ordnung Europa, si sarebbero dovuti deportare 12 milioni di polacchi in Ucraina, o 14 milioni di ucraini in Siberia, suona tutto aberrante, inconcepibile, fuori di testa, eppure questo è il quadro di cui stiamo parlando, che si riflette in tantissimi documenti, quell'aspetto dei documenti chiaramente è centrale, e soprattutto l'elemento sicuramente più vergognoso di questa storia che ancora oggi pesa, e poi ci tornerò alla fine, ma questa tabella che abbiamo visto sicuramente tutti, la tabella dei triangoli che stavano nei campi di concentramento, ma questa tabella chiaramente ha un'origine che precede i campi di concentramento, è il cuore ideologico del nazismo, l'idea di costruire questa grande narrazione ideologica per muovere la maggioranza fondamentalmente, le masse, verso determinati gruppi, che noi chiameremo oggi minoranza, la minoranza ebraica, omosessualità, il tema dei nemici politici, gli artisti, Sinti e Rom, riducendo, voglio dire, al nocciolo politico dell'avvento al potere del nazismo. Questo è il nocciolo politico, questa costruzione di una narrazione di dichiarazione di guerra alle minoranze. Questo fu il nazismo e così va al potere anche il nazismo. Dico perché poi chiaramente arriverà la distruzione delle città, il delirio per tutto il paese, ma fondamentalmente chi finì nei campi perseguitato nei primi 5-6 anni del nazismo all'interno della Germania fu il 3-4% della popolazione. Le minoranze, diremo oggi, indicate come nemici dello Stato, dal nazismo. Questo è un tema che torna, questo tema
costruzione della propaganda e poi della esclusione, persecuzione, deportazione, sequestro, uccisione delle minoranze è forse l'elemento più importante, l'elemento chiave che torna anche nella cultura della memoria oggi, cioè la rielaborazione di quel male assoluto, no? Di questa distruzione del pluralismo, e torna anche di riflesso nei discorsi politici odierni. Poi cercherò di ricordarmi di questo e tornare al discorso fatto proprio lunedì di questa settimana da Olaf Scholz sulla cittadinanza, sullo Ius Soli, perché questa, ma ci arrivo più tardi, ricordo una frase, e chiaramente il capitolo inizia con questa, una cronologia, parla della distruzione della città, la distruzione delle 30 città più grandi tedesche distrutte al 60-70%, la traccia di questo è evidente in qualsiasi viaggio in Germania, per l'Alemagna diciamo, da Kassel a Norimberga, a Monaco, queste città molto strane, ecco. Strane perché fondamentalmente distrutte dai bombardamenti, d'altronde era l'unico modo anche per gli alleati di liberare le città, è il motivo per cui anche Berlino, insomma, una città così, ecco, non bella esteticamente, poi certo interessante, apre, ma a livello architettonico è molto... E questo momento è indicato nella cultura tedesca come il mito un po' della Stunde Null, l'ora zero, così finisce la seconda guerra mondiale, questo è il primo grande debito pagato dalla Germania, la distruzione della città, che chiaramente ha il suo riflesso in quello che Hannah Arendt chiamò la Zivilisationsbruch. Hannah Arendt è arrivata, sapete, la grande filosofa, insomma, che lascerà poi una traccia indelebile nel Novecento di riflessione, recupero del significato possibile di questo passato tragico e criminale nella banalità del male, insomma, il lavoro attorno al processo Eichmann, ma non solo, chiaramente molto altro, ma Hannah Arendt, cresciuta in Germania, poi emigrata nel 1932, di famiglia ebraica, figlia di quell'ebraismo tedesco che era riuscito proprio lì a emanciparsi all'inizio degli anni *20, il Goldene Zeit, il momento d'oro, diciamo. Hannah Arendt tornerà nel 46, 47, 48 in Germania più volte all'interno di International Jewish Committee, questi comitati internazionali che venivano in Germania per vedere cosa era rimasto di questo paese, e disse appunto quello che è stato il nazismo è stata una interruzione della civilizzazione, un momento di caduta della civilizzazione, che a noi sembra scontata come espressione oggi, però trovare le parole giuste in quel momento alla fine della seconda guerra mondiale non era per nulla scontato. Il fatto sta che la guerra finisce così con la distruzione delle città, Potsdam chiaramente, come sapete, la spartizione della Germania, la divisione della Germania, qui vediamo insomma Churchill, Stalin, Truman, il momento chiave tra il luglio e l'agosto del 45, spartirsi la Germania, il concetto di denazzificazione, gli alleati li chiamavano le 5D, la demilitarizzazione, il demontage del paese. Guardate che giravano in quel frangente alla fine della guerra molte teorie su cosa fare della Germania. I due signori seduti all'estremo, Stalin e Churchill, intendevano anche tra le varie proposte, c'era l'idea della Outlaw Theory, di prendere 50.000 nazisti e fucilarli per strada. Non era poi così, insomma, balzana, era parte integrante di un progetto a un certo punto di cancellazione di questo passato. C'era l'idea del demontage, di fare della Germania un territorio agrario, cioè togliere tutte le industrie, spostare le industrie, cosa che non verrà fatta in realtà dagli alleati occidentali, verrà fatta in parte per quello che riguarda la Germania orientale dall'Unione Sovietica, che si porterà insomma quasi il 50% delle infrastrutture industriali, delle catene di montaggio, di fatto Stalingrado, Mosca e via dicendo. Il momento chiave chiaramente poi è la spartizione, la divisione della città. Potremmo indicare tutti questi momenti della denazificazione come una sorta già di fare i conti con il nazismo, certo però dall'esterno. La Germania non esiste più, nel 1945 la Germania non esiste più come Stato, di fatto per 4 anni non c'è una Germania, la Germania sono territori occupati. E anche da un punto di vista giuridico questo gioca un ruolo non da poco, no? Anche quando spesso ci cerca di fare i paralleli tra Italia e Germania, questo momento di rottura, di Kluft, di Stunde Null, di ora zero, anche se poi in realtà fu un mito, perché il libro cerca di analizzare come in realtà sin da subito gli alleati fossero consci che non si potesse cancellare completamente uno Stato. C'era il problema di amministrare questo Stato, però sicuramente nel 45-46 il primo intento forte è quello veramente di lasciare un segno. Insomma, era la fine del secondo conflitto mondiale che aveva lasciato delle tracce
evidentemente devastanti per tutta la storia europea. Il momento chiave della denazificazione sono i processi di Norimberga. I processi di Norimberga furono una molteplicità di processi, c'è il processo principale, a 24, 22 in realtà, perché 2 morirono durante erano indisposti, ma insomma il primo processo ai grandi criminali, tra cui Göring, ma poi ci furono 12 processi successivi. Il fulcro dei processi di Norimberga è nella nascita di questo principio di Norimberga, della colpa, in qualche modo di una colpa estensiva, ovvero l'idea che chiunque fosse stato iscritto ad un'organizzazione criminale, SS, partito, sarebbe stato imputabile di qualsiasi crimine commesso da quell'organizzazione. Questo è il Nuremberg Principle, che guardate dà vita poi a quella, da vita si inserisce in quella storia che è l'emersione del diritto penale internazionale, che arriva fino all'ICC odierno, l'International Criminal Court, che attualmente in Ucraina sta cercando di capire quanto questo conflitto sia un conflitto, una guerra d'aggressione, che tipo di crimini contro l'umanità vengano perpetrati. Questo linguaggio, questo lessico viene anche e soprattutto da Norimberga. Poi ci sono altri momenti, chiaramente la guerra dell'ex Jugoslavia, però insomma il momento chiave è questo. E questo principio estensivo durerà nei primi processi. Però poi cosa accade? 45, 46, 47, chiaramente si pone, lentamente emerge un altro conflitto che non dovrebbe essere chiaramente scordato in questa storia, la guerra fredda, che pone altre logiche, ovvero la logica denazificatoria viene superata da una logica che è quella del riarmo e della ricostruzione di strutture che permettessero di portare avanti la guerra fredda. Soprattutto da parte americana ci si rende conto che chiaramente era indispensabile avere una Germania forte in mezzo alla Germania e in mezzo all'Europa. Una Germania forte sia a livello industriale, e da qui l'idea dell'agrarizzazione del paese chiaramente viene subito messa da parte, e anche a livello politico. Lentamente si sviluppa questo processo, soprattutto con la costituzione delle 2 Germanie, e in particolare della BRD, della Germania dell'Ovest. Ci si rende conto, sin da prima chiaramente della nascita dello Stato nel 1949, che sarebbe stato impossibile portare avanti milioni di processi, perché guardate, il principio estensivo di Norimberga, ammettendo questa corresponsabilità collettiva, non faceva altro che dire che i 3 milioni di SS degli ultimi giorni della guerra, gli 11 milioni di iscritti al partito, erano corresponsabili dei crimini commessi nei campi. Ora voi capite, nei campi non solo, in tutta Europa, insomma, i milioni di crimini commessi sin dal 1933, e quindi iniziano a emergere questa preoccupazione con l'avvento al potere del primo governo Adenauer, cioè sostanzialmente, la dico in maniera brutale ma fu così, 3 grandi amnistie, 1949, 52 e 54, quindi un po' dopo quelle italiane, che non fecero altro che reimpostare, reinserire, riammettere all'interno dello Stato lentamente interi apparati dello Stato nazista. Questo è accaduto negli anni 50 in maniera abbastanza importante. Guardate, il mio libro non lavora con fonti primarie, questo è un aspetto importante. È un libro di public history, di diffusione storica, che cerca di raggiungere un pubblico interessato ai temi della storia contemporanea, e tutte le fonti che uso sono fonti però degli ultimi 15-20 anni, perché è negli ultimi 15-20 anni che molti ministeri tedeschi hanno finanziato progetti, ricerche storici per andare a ricostruire queste linee di continuità tra il passato nazista e la neonata poi Bundesrepublik, Ministero degli Interni, Servizi Segreti, Ministero degli Esteri, di Giustizia. È stato un lavoro veramente archivistico fondamentale di recupero di queste fonti, e infatti il lavoro si basa proprio su questo. La maggior parte non sono effettivamente tradotte, ecco, che è un po' anche l'elemento unico, insomma, una delle caratteristiche anche del mio lavoro. Fatto sta che appunto gli anni 50 sono questi. Norbert Frey, uno storico importante, chiama gli anni 50 gli anni della renazificazione. Io non userei questo termine, anche perché ho cercato di fare un libro che poi dà voce invece a quella che è stata l'emersione di un'altra Germania, ma insomma questa foto qui forse è emblematica in tal senso, perché qui vediamo appunto il signor Adenauer, primo cancelliere tedesco, che era sicuramente non un nazista, fu uno di coloro che vissero nell'ombra negli anni del nazismo, insomma un conservatore certo, ma non un nazista. Era quel gruppo di persone che comunque sparirono dalla scena politica negli anni del nazismo, si ritirarono
fanno a vita privata, non potendo comunque intervenire, non ebbero la forza di prendere, di mettere voce nella devastazione terrorista del nazismo, ma a fianco di Adenauer vediamo questo signore che si chiama Hans Globke. Hans Globke fu tra il 1953 e il 1963 il segretario di Stato principale di Adenauer, ovvero il capo dei ministeri sostanzialmente, la prima figura dopo Adenauer, una figura di rilievo fondamentale, un burocrate politico. Hans Globke era stato uno dei 2 firmatari nel 1935 delle leggi razziali di Norimberga. La cosa è abbastanza evidente perché basta fare una ricerca a Google, Hans Globke, leggi razziali, si vede la pagina originale delle leggi razziali con la firma di questo signore e poi di un altro Wilhelm Stuckart, un altro dei carrieristi del nazismo. Ora voi capite che il sottoscrittore delle leggi razziali, che furono l'incipit, il momento chiave della decittadinizzazione, della perdita di cittadinanza della componente ebraica tedesca, vedessero come rappresentante politico, figura di spicco. Oggi questo signore verrebbe accusato di crimini contro l'umanità, complicità in crimini, nessun dubbio su questo. Cioè, le leggi razziali, tra le altre cose, lui aveva questa ossessione personale particolare di inserire i nomi Israel e Sara tra nome e cognome degli ebrei tedeschi, questa ossessione molto antisemita che adesso, sapete, i nazisti avevano una componente anche ossessiva, maniacale all'interno del loro quadro criminale. A volte mi sfugge il termine pazzoide, no, non andrebbe detto criminale certo, ma sicuramente ossessiva. Pazzoide sono un po' giustificatorio quasi, poi comunque non riguarda nulla rispetto alla costruzione di questi crimini politici e poi crimini umanitari che ha messo in piedi dal nazismo. Fatto sta che questi sono gli anni 50 e fino al 1958 c'è questa renazificazione, un dato unico, sono tutte cose che poi cerco di maneggiare e raccontare nel libro. Il Ministero degli Interni. Il Ministero degli Interni fu il ministero centrale nella devastazione antisemita di quegli anni, perché quasi tutte le 800 leggi antisemite uscite fino al 1938 venivano da quel ministero, sottoscritte poi dal Ministero di Giustizia. Fatto sta che quando gli alleati arrivano a Norimberga, queste persone vengono licenziate, c'è proprio una destrutturazione dello Stato, come vengono licenziati 2/3 degli insegnanti nella Bavaria, nel Bayern, così vengono licenziati quasi l'80% dei responsabili del Ministero degli Interni, che viene cancellato il Ministero stesso, però mantenuta la struttura, l'apparato. Era il grosso problema degli alleati, di come la realpolitik è questo: tu non puoi cancellare interamente un paese, cioè c'erano queste strutture, c'erano gli uffici, c'erano gli apparati che, anche se non erano rappresentati da uno Stato legittimo, esistente, ma insomma, fatto sta che ecco il 20%, quindi quando Adenauer va al potere il 20% dei rappresentanti del Ministero degli Interni erano vecchi dell'apparato nazista, che è una cosa comprensibile. Forse quello che stona un po' è incomprensibile è che questo 20% diventerà nel 1959 in certi settori, in certi uffici, l'80-85%. Cioè fondamentalmente negli anni 50 c'è una riassunzione completa, all'interno certo del quadro della guerra fredda, delle necessità quindi di avere una struttura, un apparato politico adeguato, soprattutto di avere una cultura anticomunista nello Stato, questo non c'è dubbio su questo, insomma. E la scuola migliore dell'anticomunismo, voi capite, era stata quella chiaramente del partito nazista. E poi ci sono i servizi segreti, sono tutti fenomeni che analizzo. I servizi segreti nascono da un gruppo di 800 Waffen-SS e soldati della Wehrmacht, protagonisti dell'operazione Barbarossa, cioè delle fucilazioni di massa in Romania, Ucraina, Lituania. Nasce così, i servizi segreti tedeschi nascono così, con un signore che si chiamava Gehlen, che verrà chiamato fino al 1969 direttore di questo istituto, Dr. Schneider, perché tutti sapevano che il signor Gehlen era un criminale di guerra, tecnicamente, o imputabile. Però in questo contesto qui della guerra fredda, soprattutto anche temi giuridici, sempre questo ritorno, l'aver abbandonato il principio di Norimberga, essere tornati al codice penale. Secondo il codice penale, questo sta anche nella Costituzione, ogni persona è responsabile delle proprie azioni, non puoi essere imputabile di azioni compiute da altri. Chiaramente questo svolse un ruolo assolutorio generalizzato.
e sarà così fino agli anni 90-2000. Oggi la Germania ha ripristinato questo interesse dal 2009 di fatto, dal caso Demjanjuk, ma poi ci torniamo. Fatto sta che per fortuna, vedete, il libro non vuole essere un libro anti-Deutsch, chiaramente, lo dico perché anti-Deutsch è anti-tedesco, è un'espressione molto importante, spesso quando si parla di storia tedesca, soprattutto del nazismo, c'è sempre questa accusa che non è solo così generalizzata, ha anche una sua storia del voler evidenziare solamente gli aspetti negativi. Chiaramente io ho cercato di capire anche dove è nata, come è nata lentamente una cultura della memoria che arriva fino ad oggi, e il capitolo centrale del libro è dedicato a figure come questo personaggio, Fritz Bauer. Si chiama il capitolo centrale L'altra Germania. Per me era indispensabile, anche perché la Germania, la cultura tedesca da cui ho imparato molto negli ultimi 15 anni, la cultura di educazione civica, di educazione politica, che poi arriverà ai discorsi odierni della politica sulla cittadinanza. Fritz Bauer, ecco, lui figlio proprio di quell'ebraismo tedesco degli anni 20 come Hannah Arendt, il più giovane PM del vecchio Reich, della Prussia, della Repubblica di Weimar, nel 1929, con l'arrivo al potere del nazismo sarà una delle prime figure a cadere insieme a tutto quel milieu non solo ebraico-tedesco ma anche socialdemocratico, quella cultura libertaria che stava nascendo negli anni 20 e che non a caso viene contrastata, combattuta, distrutta proprio dal nazismo. Insomma, non è un caso che il progetto nazifascista sia nato proprio lì negli anni 20, quando l'Europa stava scoprendo quella cultura civile, democratica, che poi lentamente ci siamo ritrovati a ricostruire, che cerchiamo di mantenere e difendere chiaramente. E figure come lui finirà 8 mesi in campo di concentramento, e poi dopo i primi 12 mesi, sapete il nazismo ha varie fasi, ci sono i 12 mesi del terrore iniziale, c'è una fase distensiva in cui tu fondamentalmente, la butto lì così, ma potevi decidere se riallinearti, molti lo faranno, oppure finire in campo di concentramento o andare in esilio. Ci sono queste figure, lui come Willy Brandt, Joseph Wolf, Hannah Arendt già un po' prima, ma insomma quella società libertaria, quel gruppo anche di intellettuali molto esteso, poi c'è la scuola di Francoforte, insomma tutti loro, e molti se ne andranno in esilio, lui andrà in esilio, tornerà poi in Germania alla fine degli anni 40, osteggiato dalla maggior parte dei tribunali vecchi nazisti fondamentalmente, che vedranno in lui proprio questa figura, ma lui inizierà negli anni 50 a aprire i primi processi sul tema della resistenza, la riabilitazione della resistenza tedesca, l'idea del tema centrale di cosa fosse stato il nazismo, perché sapete in quei pochi processi che ci furono negli anni 50 la maggior parte degli ex nazisti si difendevano dicendo sì, ma io fondamentalmente ho fatto quello che mi era stato detto di fare, no? E lui diceva, e lì nasce quel principio giuridico importantissimo, che se ti è chiesto di fare qualcosa che va contro principi determinanti di civiltà, di libertà individuale e di rispetto dei diritti fondamentali, stai commettendo un crimine, che te lo sia stato ordinato o no. E lui fu uno dei grandi teorici anche della riforma del diritto penale in Germania, e Fritz Bauer poi darà vita ai primi grandi processi, il processo Auschwitz, il processo Eichmann. Lui si sa, insomma, contribuì all'arresto di Eichmann in Argentina, facendolo consegnare, si dice, perché poi chiaramente lì i servizi segreti, il sistema internazionale lo fece consegnare al Mossad e non ai tribunali tedeschi, lo fece portare in Israele, perché sapeva benissimo che se Eichmann fosse finito in Germania la cosa sarebbe finita in un gran pantano, in quella Germania lì degli anni 60. E soprattutto è la fase in cui iniziano in maniera inesorabile ad emergere i documenti, le fotografie, i documenti. Qui sono i primi processi alla fine degli anni 50, questo è il processo agli Einsatzgruppen. Si scoprono questi grazie anche al lavoro di tutti questi storici che lavorano negli archivi, che vanno a cercare, sapete, fino al 1989 è chiaro che la guerra fredda determinò anche l'accessibilità degli archivi, molti archivi stavano nell'est Europa, come molte anagrafi anche delle comunità ebraiche, però già alla fine degli anni 50 emergono questi documenti, tra cui questi documenti di fucilazioni di massa, tra altre cose, questa immagine qui siamo in Romania, ma si vede una serie di SS che stanno fucilando 3 donne con 2 bambini. Mostro questa foto, ma ce ne sono centinaia di queste, sono immagini di una violenza
viste con la lente chiaramente è il momento chiave, il 40, 41, 42, in cui si inizia a fare fuori la popolazione civile, soprattutto ebraica, è l'inizio della Shoah. E oltre a questi documenti emergono anche proprio le liste, le famose liste dove si vede a sinistra appunto il giorno, poi in mezzo il paese, tra le altre cose si vede l'ottobre, il paese sul foglio a sinistra è Mariupol, a volte Mariupol in Ucraina, a volte rileggendo questi documenti, questa sovrapposizione del presente e del passato veramente manda in uno stato di blackout, diciamo, ma così fu. E si vede il numero di persone a destra fucilate, ebrei, donne ebrei, bambini ebrei, maschi ebrei, comunisti, 95% sono ebrei, e l'inizio della Shoah. Nel giro di 6 mesi, tra il giugno 41 e il dicembre 41, all'interno dell'operazione Barbarossa, ovvero i soldati mandati in Ucraina, Lituania, Unione Sovietica, e dietro si muovevano questi gruppi, questi reparti che iniziano a far fuori la popolazione civile, 600-700 mila persone. E questi documenti interessanti perché poi sapete il mito, che poi è un mito quasi un po' negazionista degli anni '80, no? Che i nazisti abbiano distrutto tutti i documenti, no? Si vede anche nei film, le fasi finali della Gestapo che va a bruciare, sì, ci hanno provato in realtà, ma la maggior parte dei documenti sta lì, c'è poco da fare, basta avere, insomma è chiaro che manchino dei tasselli, ma il quadro complessivo, se uno è interessato a comprendere il quadro complessivo, è evidente, insomma, ci sono. E infatti sopra veniva scritto anche Geheime Reichssache, vuol dire documento segreto, e a destra c'è scritto 5 copie, 7 copie, 10 copie. Quindi erano documenti segreti, ma finivano in tutti gli uffici. Voi capirete, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale hanno iniziato a spuntare. E quindi sono gli anni appunto fondamentali, poi col processo Eichmann che apre anche nel dibattito collettivo un momento chiave, insomma, no? Perché gli anni 60 sono segnati da questi scandali, sono degli scandali che entrano nella società, non c'è possibilità, non c'è lo spazio per rielaborarli in maniera costruttiva in quel momento, c'è solo questo scontro tra componenti della società, tra quello che si vede, tra il passato storico, il presente, e questo scontro è riflesso nei movimentismi poi della fine degli anni 60. Questa è una fotografia famosa da Beate Klarsfeld, che fu un personaggio chiave in tutta la storia anche della caccia ai nazisti, da Barbie a molti altri, insomma, e questa è l'immagine del dicembre del 68, in cui alla presentazione della CDU a Berlino, al Congresso Nazionale, lei si avvicinò a Kiesinger, che era cancelliere, ma che era stato anche all'interno del Ministero dell'Industria nazista e si occupava di visioni dell'Europa orientale, quindi fondamentalmente dello spazio vitale, della Polonia, della distruzione dei territori orientali. Si avvicina, gli tira un orecchio e gli dà uno scappellotto e dice nazi, 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 cioè tu sei un nazista, lo indica in maniera chiara, evidente, no? E, certo, Kiesinger non era un nazista di primo ordine, ma evidentemente rappresentava esattamente quella burocrazia che si era, prima faceva le analisi di come svuotare e riempire il territorio polacco, che non esisteva più la Polonia, tra altre cose, dal 1939 nel linguaggio, nel lessico nazista la Polonia non esiste più, non esiste come entità, si chiama Ostgebiete, cioè i campi dell'est, Lebensraum, spazio vitale per la razza ariana. Anche lì si coglie in questa idea d'Europa, questa stigmatizzazione di qualsiasi altro popolo o territorio che non fosse quello ariano o gli stati occidentali, Francia e Italia in qualche modo, ma tutto quello che era est c'è una violenza chiaramente che rimane tutta, lo scandalo nei documenti del nazismo è qualcosa ancora, devo dire, che turba. Fatto sta che qui iniziano gli anni, degli anni molto, molto complessi, perché anche la politica cerca di dare forma a queste nuove esigenze, la generazione dei giovani che dice ma tu dove eri, padre, nonno, che tipo di crimine avevi commesso, e sicuramente Willy Brandt è una figura, pur nella complessità, io restituisco a questa figura un'aura proprio molto positiva, anche se ci sono molte riflessioni su quanto anche lui contribuì in realtà nel mantenimento di certe burocrazie, ma insomma Willy Brandt fu una figura fondamentale nell'aprire questa nuova, lui che fece questi Ostverträge, i contratti con i paesi dell'est, Polonia, Slovacchia, in cui la Germania dell'Ovest inizia a aprirsi e parlare di una nuova politica, di un nuovo ammorbidimento anche della guerra fredda. Famosissimo fu il suo Kniefall, gesto di inginocchiamento davanti al memoriale della resistenza a Varsavia.
nel 1970, che fu un segno molto chiaro anche di come ci fosse questa esigenza. Devo dire, anche riascoltando i discorsi in Parlamento anche di Willy Brandt, c'è una forza veramente, una visione di Europa, una visione, e lì nasce qualcosa, lì nasce l'altra Germania, che c'era già prima, che era già nelle storie di coloro che, come Willy Brandt, erano andati in esilio, avevano perso la cittadinanza, poi l'avevano riacquisita in anni molto turbolenti, che avevano subito le umiliazioni, che ancora per tutti gli anni 50-60 venivano indicati come traditori della patria, perché avevano lasciato il paese, gli altri invece, in questo gioco molto strano di riflessi, no? E questa è l'emersione dell'altra Germania, che è quel pezzo di società che diventerà poi egemonica negli anni 70-80 e che più tardi andrà a dare vita a quel contesto che è la cultura della memoria odierna, che esiste, è presente, è un nocciolo fondamentale della Germania attuale. Certo, però la generazione, stiamo parlando anche degli anni 60, insomma, i movimenti studenteschi, 67-68, Francoforte, Berlino, la radicalizzazione del conflitto intergenerazionale. In Germania la radicalizzazione del conflitto intergenerazionale, gli anni di piombo segnati dalla RAF, Rote Armeefraktion, le brigate rosse tedesche, potremmo dire così semplificando, ma di fatto sono un momento di scontro sociale, in cui non basta più fare le riforme. La generazione dei giovani inizia ad indicare nelle persone le biografie, il male, il passato da cancellare, da uccidere nella fattispecie, e quindi la fase dei sequestri, delle bombe, insomma del terrorismo, una fase complessa. Io cerco di trattarla anche nel libro, chiedendomi fino a che punto ha contribuito a una vera riflessione sul passato, perché riprendo anche nel libro una certa lettura anche di Ghazali, uno storico molto importante, che analizza anche come in realtà fossero proprio quelli gli anni dove magari si sarebbe potuto andare davanti ai tribunali, dove ancora i Fritz Bauer e quei PM cercavano di portare avanti i processi, perché i conti con il passato come li fai? Li fai anche attraverso i processi pubblici, attraverso, certo, non le gogne, ma il processo nel senso di mostrare i documenti. Invece anche lì si creerà una scissione tra il movimentismo e quella generazione dei Fritz Bauer, di Joseph Wolf, Willy Brandt. E questo forse è stato un momento, una fase di rielaborazione mancata, che non fece altro che generare poi il reflusso degli anni '80. Reflusso degli anni '80 che è un po' rappresentato da questo momento forse emblematico, insomma la figura di Kohl, alcuni forse la ricorderanno, ma lui fu insomma il grande cancelliere conservatore dei 16 anni, che sta su una linea, diciamo, da Adenauer, Kohl e poi Angela Merkel in qualche modo, no? È la CDU storica, è la grande coalizione conservatrice storica che ritorna, non più adesso effettivamente, e Kohl tra le altre cose era uno storico interessato alla storia, però lui è l'emblema di quegli anni della reazionari quasi, quegli anni in cui ad esempio a metà degli anni '80 ci fu il grande dibattito degli storici in Germania, ci fu questo storico berlinese, Nolte, che disse: ma questo passato del nazismo è un passato che non passa, eine Vergangenheit die nicht vergeht, quindi basta con questo passato del nazista. Anche perché il nazismo è uno dei crimini, quella è anche la banalizzazione, no? Mettere tutti i crimini sta sullo stesso piano, il comunismo, il nazismo. E quello che sorprende, rileggendo oggi questo dibattito, che coinvolse molti storici, molti del milieu, anche intellettuali, soprattutto conservatori, osteggiato da Jürgen Habermas, che cercò di contrastare, rivendicò invece un principio legando questo ruolo, questa centralità dei crimini nazisti e della rielaborazione dei crimini nazisti come specifici a quello che lui chiamava il patriottismo costituzionale. Diceva: esiste una Costituzione, esiste una Repubblica solo se noi indichiamo nel recupero, nella rielaborazione dei crimini nazisti, uno dei temi principali, che poi tornerà sorprendentemente nei discorsi di Angela Merkel. E invece quella era una società negli anni '80 ancora attraversata da decine di migliaia di criminali nazisti. Ma non sto parlando di semplici iscritti al partito, parlo dell'SS, le Waffen-SS. Guardate, nel 1900, quando finì la guerra, complessivamente ad Auschwitz avevano lavorato fino al 1945, erano passati 11.000 poliziotti, di cui 8.000 tedeschi, cittadini tedeschi. Waffen-SS, polizia semplice, perché poi dal 1935 i poliziotti semplici erano
controllati dalle SS, insomma, ma il fatto sta che di questi 8.000 verranno condannati in parte anche a morte 350 alla fine della guerra, ma gli altri 7.650 sono tornati in Germania. Forse cogliendo il mio tono capirete, credo che tecnicamente siano stati condannati alla fine sulla quarantina. E stiamo parlando dei poliziotti che stavano ad Auschwitz. Voi capite, se abbiamo questa percentuale dello 0,01% di condanne dei poliziotti ad Auschwitz, basta allargare il punto di vista e si capisce che c'era un'intera società che ancora stava liberamente a piede libero, fatta di persone che avevano mica commesso crimini, non è tanto i crimini contro l'umanità, ma quelle centinaia di migliaia di crimini: sequestro di persona, appropriazione indebita, diffamazione. Perché i crimini nazisti erano già iniziati ben prima, nel 1933-1934, in tutte quelle pratiche di debanchizzazione, di distruzione delle minoranze e dei gruppi, che passavano attraverso questi crimini di un livello più inferiore, diciamo, non l'omicidio, quello arriva dopo, anche se poi già c'era chiaramente anche l'omicidio, e questi sono gli anni, tant'è che Kohl proprio in quegli anni ecco, questa era la società, e indicata anche da questa visita. Kohl, arrivando Reagan a salutarlo nell'incontro internazionale, pensò bene di accompagnare Reagan al cimitero di Pittsburgh, dove ci sono uno dei pochi cimiteri in realtà tedeschi militari, dove ci sono militari americani, ci sono militari tedeschi della seconda guerra mondiale, ma soprattutto Waffen-SS. C'è una serie di tombe di Waffen-SS, cioè di nazisti, quelli, insomma, le SS armate, che poi, insomma, i vari battaglioni anche svolsero un ruolo fondamentale in tanti momenti della Shoah, e voi capite lì la società. E perché è importante analizzare questi anni? Perché lì poteva accadere di tutto, di lì a poco cadrà il muro di Berlino. E guardate che quando cade il muro di Berlino, la società tedesca era molto diversa da quella odierna, cioè questa cultura della memoria non era per nulla scontata. Dentro quel gioco della caduta del muro, quindi della riunificazione, poteva cadere veramente di tutto. La Germania avrebbe potuto, oddio, sarebbe stato un po' complesso, magari inneggiare o rivendicare finalmente una nuova unità nazionale, no? In un senso anche patriottico, nazionalista, chissà, poi sarebbe stato sorprendente chiaramente, ma di fatto l'ultima volta che la Germania era stata unita era stato l'8 maggio 1945. Quindi si pone a cavallo della caduta del muro, inizio anni 90, il tema enorme di cos'è l'identità tedesca. E guardate, se uno, per chi se lo ricorda, ma io stesso lo ricordo, ma ricostruendo anche poi attraverso le bibliografie, insomma anche gli osservatori internazionali usavano un armamentario concettuale della seconda guerra mondiale, no? Ma questa Germania, la Germania dell'Ovest annette la Germania dell'Est, questa nuova Germania diventerà un quarto Reich, cioè, diciamo, e invece sorprendentemente proprio lì emerge il tema della cultura della memoria, che inizia a iscriversi e prende lo spazio pubblico. Attraverso le prime azioni, in realtà erano i movimentismi che dicevo dell'altra Germania sin dagli anni 60, di coloro che avevano contribuito a livello locale, topografico, nelle città, a far emergere questi discorsi, questo grande attivismo dal basso in nome della giustizia, della rivendicazione di giustizia collettiva. E lì emergono quei discorsi che non solo riescono a emergere nel dibattito pubblico, ma si prendono lo spazio pubblico, e lì nascono i memoriali, nascono i dibattiti sui memoriali. Poi ci vogliono altri 15 anni per farli, perché chiaramente tutti questi memoriali non sono scontati, no? E un memoriale come questo, aperto nel 2000, inaugurato nel 2005, questi due campi da calcio in mezzo sotto la porta di Brandeburgo, vicino alla porta di Brandeburgo, sotto il Parlamento, che sono un monito alla storia tedesca, insomma ci sono voluti 15 anni, anzi di più, perché in realtà il dibattito su quell'area nasce già alla fine degli anni 70, poi insomma la storia è complessa. E chiaramente questi sono gli anni poi della cancelliera Merkel, che anche lei, insomma, cancelliera chiaramente di una coalizione conservatrice, ma sicuramente farà di questa cultura della memoria, come Schroeder prima, il perno centrale della cultura tedesca, tant'è che poi nel 2008 alla Bet Knesset, al Parlamento israeliano, dirà proprio la famosa frase: la cultura della memoria e l'esistenza dello Stato di Israele sono le ragioni di Stato, Staatsräson della Germania, sono parte delle ragioni di Stato, sono componente fondamentale della ragione di Stato, dell'esistenza dello Stato. E lì è un momento, e qui abbiamo questi memoriali, questa storia si riflette, certo
si riflette, ma ecco, è importante capire anche questo. Oggi io dico questa cultura della memoria è forse molto più una battaglia per la memoria, lo fu sin da subito, ma lo è anche oggi, perché chiaramente ci sono delle anime che attraversano il paese. La prima è quella di questa grande area, diciamo, che poi risponde al partito neonazista dell'AfD, il partito di ultradestra che siede in Parlamento all'11%. Recentemente, qualche mese fa, un rappresentante dell'AfD del Sachsen della Sassonia ha pensato bene in una manifestazione, poi era una manifestazione, metteva assieme negazionismo contro l'immigrazione, insomma una di quelle manifestazioni lì, capitanata poi dalle destre, presa in mano dalle destre. Un rappresentante appunto del Sachsen ha pensato bene di farsi ritrarre sopra uno dei blocchi dei memoriali e, attenzione, sorprendentemente, chiaramente poi ha chiesto scusa, lui l'ha fatto per sbaglio, non sapeva quello che stava facendo, ma si è fatto ritrarre, poi ha postato questa immagine 3 mesi fa su Facebook, chiaramente, davvero boomer si direbbe, e sotto ha fatto scrivere: torniamo a riprenderci la vera Germania, che è esattamente, racconta esattamente quanto complessa e articolata sia questa storia della memoria. Cioè, c'è un pezzo della società tedesca che dice: riprendersi quel memoriale, che vuol dire, tradotto nel caso in cui questo partito arrivasse al governo, raderlo al suolo. Io non ho alcun dubbio che potrebbe accadere questa cosa. La Germania di oggi, innanzitutto la Germania di oggi non avrebbe la forza per costruire quei memoriali figli degli anni 70, 80, 90. Oggi infatti l'ultima grande impresa architettonica è stata la costruzione, il rifacimento del museo del castello prussiano del 1400. Col crocifisso sopra. Poi quando hanno fatto il crocifisso hanno detto: aspetta un attimo, ma siamo sicuri di voler fare il castello col crocifisso? Perché 5 milioni di tedeschi oggi sono, tra altre cose, musulmani, cioè diventa... però questo per dire cosa? Che oggi costruire un memoriale segnato da si dice una memoria negativa, perché è una memoria dei crimini commessi, no? Quasi unica, molto unica per questa storia, no? Cioè in mezzo alla città c'è la ferita dei memoriali commessi contro, in nome dell'appartenenza tedesca e dell'appartenenza a un popolo, al folk e via dicendo. E fatto sta che però regge ancora questa centralità, soprattutto rispetto ai diritti. Guardate, qui chiudo, perché ci siamo promessi di fare delle cose un po' fluide, poi Francesco riparte da dove, insomma, le storie vedremo. Ma scendendo da Berlino lunedì mi sono seguito appunto questo intervento di Olaf Scholz, il cancelliere tedesco, che tra altre cose è una persona molto... Ecco, di Olaf Scholz, vivendo un po' la politica tedesca, ti verrebbe da dire è un premier che non dice mai niente, perché deve mantenere poi questa coalizione che è fatta di tante cose, insomma, questa sobrietà, insomma, anche lui c'ha un lavoraccio da tessere tra liberali, socialdemocratici, grune, ognuno con le proprie rivendicazioni, le crisi economiche, l'inflazione, ma è riuscito lunedì a fare un intervento partendo dagli effetti negativi della pandemia sulla popolazione, soprattutto sui giovani. Era un discorso che partiva dalla riflessione della gioventù, di quanto c'è bisogno di investire sui giovani che hanno subito maggiormente, almeno nella lettura, insomma, era un intervento di vari parlamentari, c'era il suo, e lui è partito con questa, è stato veramente, ha fatto un intervento, ha detto il tema vero politico dell'oggi per costruire un paese del futuro è quello della cittadinanza, il diritto di cittadinanza, e si riferiva a quei 2,5 milioni, 3 milioni di ragazzi di prima, seconda generazione che stanno in Germania, non hanno ancora la cittadinanza tedesca per tutta una serie di cose, perché in realtà a livello giuridico elementare in Germania c'è lo Ius Soli, che dura all'8° anno puoi chiedere, però dipende poi dai patti bilaterali, cioè se tu sei originariamente turco, siriano, italiano, e non è così scontata la cosa. Fatto sta che questo Olaf Scholz, in un discorso antipropagandistico, quasi antipolitico, per come purtroppo oggi la politica ormai è diventata, no? La politica è urlare alla massa per muovere i voti, cioè e oggi è quella massa lì, domani un'altra, l'importante è muovere voti. E questo primo ministro cancelliere ha fatto questa scelta specifica di rivolgersi invece al tema delle minoranze, ai diritti per le minoranze. 2,5 milioni sono un 2% della popolazione.
e si è rivedito lì perché ha detto il diritto di cittadinanza. Io chiaramente da storico ho riletto questa uscita all'interno di tutta la storia, è il diritto fondamentale su cui si costruisce la corresponsabilità, su cui si costruisce la cultura dello Stato, la cultura civile, la cultura dei diritti. È un discorso non facile ma emblematico di come, a parer mio, questa necessità di indicare proprio nei diritti civili, che spesso vengono un po' stracciati, oggi si dice ma sì, diritti civili, parliamo dei diritti del lavoro. No, in Germania c'è questa, chiaro parliamo anche dei diritti del lavoro, ma il diritto civile è proprio questo blocco fondamentale di rivendicazioni che trova la sua radice in questa storia, perché la grande vergogna che ci fu 80 anni fa fu questo, che un popolo ha iniziato a seguire il pifferaio magico che in nome della cancellazione dei diritti prometteva chissà cosa, poi questo disastro. Quindi ecco, chiudo proprio qui pensando a questo arco di come ritorni e dicendo appunto questo non è una garanzia che in Germania con tutte le tensioni che ci sono rimanga sempre questa centralità della cultura della memoria. Al momento però è ancora difesa e trova, insomma, si è creata il proprio spazio e credo sia uno dei punti fondamentali anche della cultura politica oggi in Germania. Grazie. Ringraziamo il professor Specker per tutti questi spunti su cui torneremo nel dibattito e passo la parola. Grazie mille, io sarò veloce e vampirizzerò l'intervento dell'amico Tommaso, banalmente perché a questo punto, dai, facciamoli questi paragoni, facciamoli anche in maniera brutale. Tommaso Specker vi ha apparecchiato quella che è una storia parabolica del rapporto tra uno dei grandi paesi che ha costruito il totalitarismo europeo del Novecento e la sua memoria storica post-totalitaria. E l'avete sentito tutti, è stato un processo particolare, è stato un processo difficile, è stato un processo che ha trascinato con sé generazioni e urti generazionali. Oggi io vi porto in un paese in questo momento molto più sereno, perché noi tutta questa parabola non ce l'abbiamo, perché noi tutti questi problemi non ce li siamo fatti, non ce li stiamo facendo, quantomeno a livello di memoria pubblica. Io sono uno storico della mentalità, quindi accanto a quelli che sono i dati crudi vorrei apparecchiare con voi e anche con Tommaso, quindi cercherò di essere il più stringato possibile per poter poi interagire tutti insieme e tutte insieme. Io vorrei partire da alcuni dati di fatto percettivi riguardanti la memoria e la differenza memoriale di questi due paesi. Ringrazio l'Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione per l'invito e ringrazio anche l'Istituto Parri ovviamente e permettetemi di ringraziare anche il Deus Ex Machina di questa serie di incontri che mi pare sia andata bene, quindi possiamo ringraziarlo, Carlo Greppi, che è stato un po' il motore immobile di tutto e come spesso accade, voi non lo sapete, ma noi siamo qua grazie al suo stalking brutale, di cui poi ci renderà conto. Parto da un dato di fatto, semplice, sono uno storico pop, quindi scusatemi, abbasserò anche un po' il tiro rispetto al dottor Specker. È il 2011, in Germania esce un libro, un romanzo di un autore di origine, mi pare ungherese, Timur Fermes, che si intitola Erist vida da. Lui è tornato, viene tradotto. Nel 2012 ne fanno un film che diventa un enorme campione di incassi. La storia è abbastanza semplice. Adolf Hitler si sveglia nell'aprile, credo, del 2010-2011 a Berlino, proprio sopra il bunker della cancelleria, e fa l'Adolf Hitler. È un film complesso, è un film satirico, è un film sapido, è un film che un determinato tipo di destra conservatrice tedesca, riporto nel mio libro Ma perché siamo ancora fascisti, la recensione stroncante e brutale da Frankfurter Allgemeine Zeitung, una sorta di Corriere della Sera, passami il termine, dell'imprenditoria tedesca, Tommaso, il quale dice non si scherza su Adolf Hitler e possiamo capire e comprendere come mai siamo ancora in quella parabola, diciamo benché discendente, della memoria strutturata del conservatorismo tedesco. Fatto sta che però
che ne dica la Frankfurter Allgemeine Zeitung, ne ridono in molti, ne ride tutto il mondo, viene tradotto in tutto il mondo questo film, forse voi l'avete anche visto, è un film che ha fatto storia, in Italia arriva col titolo di Lui è tornato, ed è un successo clamoroso. Tant'è che in Italia una casa di produzione ben nota pensa di cavalcare l'onda, comprano letteralmente i diritti e nel 2016, tra 2016 e 2017, girano quello che poi sarà il remake. La storia è uguale, ambientata a Roma, è Benito Mussolini che si sveglia negli anni 2010 del nuovo millennio a Roma e fa il Benito Mussolini. Nel 2018 esce, nel 2017-2018 esce, io sono andato a vedere i dati di vendita e tra i primi 100 film italiani io sono tornato, perché è così che lo intitolano, arriva al 72esimo, banalmente passato da un paio di documentari sulle balene, un fallimento totale, non credo siano arrivati a casa delle spese. E la domanda è perché? La domanda che mi pongo io da storico della mentalità è perché lo schema è uguale, identico, copia incollato, cambiano i paesi, cambiano le atmosfere, uno è un successo planetario che di cui ho gioito, che io gradisco, che io consiglio addirittura alle ragazze e ai ragazzi che fanno insieme a me i viaggi di memoria, tra cui anche nella Berlino di Tommaso. È valido come elemento. Io sono tornato? No. Perché ci sono molti motivi anche di carattere eminentemente cinematografico, però se noi facciamo un'analisi di quello che è lo schema di successo di Eris Vidadà, esso si basa su quella che in termini cinematografici chiamiamo l'ironia del periodo ipotetico, il what if, come dice il mondo anglosassone. Io e Tommaso andiamo al cinema, ci guardiamo Eris Vidadà, vediamo Adolf Hitler, il quale ovviamente viene prima preso per un pazzo, poi per un comico di cattivo gusto, perché è vestito da Adolf Hitler e parla come Adolf Hitler, poi per un comico abbastanza bravo, un comico imitatore, un comico che fa satira, un comico che fa satira politica, e via e via e via, e non vi rovino il finale del film e non vi rovino nemmeno il finale del romanzo perché hanno due finali diversi, leggete e guardatene tutti. E ce ne usciamo io e Tommaso appunto travolti da questa bella ironia e diciamo what if, e ci guardiamo e diciamo pensa a te se oggi arrivasse in Germania uno che parla come Adolf Hitler, che si veste come Adolf Hitler, che fa il saluto nazista ad Alexanderplatz, che cita discorsi politici di Adolf Hitler, che mette su una cosa simile a un partito citando l'idea di Stato sociale, Dio ce ne scampi e liberi, del partito socialista nazionale dei lavoratori tedeschi, e lo facesse con i mezzi di oggi, Facebook, Twitter, social, TV. Noi ci guardiamo da bravi radical chic di sinistra, sorridiamo un po' spaventati, convinti di aver visto un bel film che ci ha insegnato qualcosa, un bel warning sui pericoli della comunicazione d'oggi. E poi io e Tommaso facciamo lo stesso, ce ne andiamo al cinema e guardiamo Io sono tornato. Ce ne usciamo e diciamo, pensa a te Tommaso, se oggi in Italia ci fosse qualcuno che ne so, il 28 d'ottobre si veste come Benito Mussolini, in camicia nera. Pensa a te se oggi qualcuno facesse il saluto romano in giro per Roma. Pensa a te se oggi qualcuno citasse pedissequamente i discorsi del Duce e ne facesse addirittura un programma politico. Pensa a te se che ne so, una figura in vista, parliamo per assurdo, la seconda carica dello Stato avesse dei busti del Duce in casa e se ne vantasse. Io e Tommaso non avremmo lo scatto del what if, non funziona perché non c'è la teoria dell'ironia del periodo ipotetico, perché queste cose in Italia accadono. Qual è l'enorme differenza che sta alla base? Voi avete sentito il percorso complicato che ha fatto la memoria tedesca per arrivare a questo stato dell'arte che giustamente, come è stato detto e sottolineato, non è un punto d'arrivo, ma è un indice di percorso che muterà necessariamente nel corso del tempo. E che cosa c'è di diverso tra Italia e Germania? Partendo da un presupposto che è il presupposto che si sono dati i produttori di quel film, e cioè Italia e Germania hanno avuto due storie simili, con delle differenze ma anche con dei possibili agganci. La differenza è strutturata ed è strutturata in molti punti. Io ripercorrerò
il paragone fatto da Tommaso e sfrutterò alcuni suoi capisaldi per fare a mia volta dei capisaldi. Il primo tema citato da Tommaso Specker è quello della Stunde Null tedesca, che è un termine molto pesante, importante, in una discreta parte mitizzato, cioè l'ora zero, la distruzione della Germania, quello che agli occhi del mondo intero a livello di immagine è Germania anno zero di Rossellini, no? Questa enorme capitale rasa al suolo raccontata da questo film terribile, in cui il piccolo Hans fa di tutto e poi fa una fine terribile, all'idea che un intero popolo abbia, appunto, come detto, seguito il pifferaio magico e sia andato a schiantarsi sullo scoglio della storia e da lì debba ripartire da zero per ricostruire se stesso. Siccome le parole sono importanti, diceva un ottimo regista, meno attore, come Nanni Moretti, il corrispettivo italiano della Stunde Null noi in Italia l'abbiamo chiamata da subito liberazione. Questo è un termine molto importante. La liberazione, 25 aprile 1945, abbiamo idea di un popolo che finalmente si è tolto da sé le catene e può gioire della libertà. Siccome le parole sono importanti, questo racconto di base è fondamentale. Poi ci ricorda giustamente Tommaso nei suoi scritti e nei suoi interventi, da un po' di tempo a questa parte, il maggio del 45 ha cominciato ad essere anche per la memoria pubblica tedesca definito una Befreiung, una liberazione. Discorsi capitali come quelli di Angela Merkel sulle spiagge della Normandia, in cui un cancelliere tedesco ringrazia pubblicamente gli alleati sostanzialmente per essere venuti ad ammazzare milioni di soldati della Wehrmacht, avendo però in questo modo donato la libertà ai nipoti di questi stessi soldati. In Italia siamo molto distanti da questo. La liberazione è un tema particolare ed è un tema che permette di fare dell'Italia il grande esperimento di lavacro della coscienza pubblica. Facciamo un piccolissimo passo indietro, veloce, perché tanto le storie le sappiamo, bene o male. Come muoiono i due totalitarismi? Il totalitarismo tedesco muore di morte violenta, di occupazione diretta, mentre Karl Dönitz firma la resa incondizionata della Germania. Ci sono ancora centinaia di migliaia di tedeschi che combattono per la ipotetica gloria di questo ipotetico Terzo Reich millenario. Ricordiamoci una settimana dopo che lo stesso Adolf Hitler si è tirato una palla in testa, quindi si stava combattendo per qualcosa veramente di aleatorio. In Italia, alla fine del cosiddetto fascismo regime, per usare una espressione di Renzo De Felice, il 25 luglio del 1943 fino ad arrivare alla liberazione il 25 aprile del 1945, noi abbiamo mesi in cui gli italiani si dividono sull'immagine da dare al proprio passato, al proprio presente e soprattutto al proprio futuro. Abbiamo quantomeno 3 diverse Italie. L'Italia degli antifascisti duri e puri, che ovviamente vedono il ventennio passato come la propria nemesi, in cui si moriva se si era antifascisti, e che quindi negano che l'Italia possa essere quello. È l'Italia dei Parri, è l'Italia dei Pertini, è l'Italia degli antifascisti, dei Spinelli, che scappano dal confino, che sopravvivono alla brutalità dell'opera. E quella è una Italia. C'è una seconda Italia, che è l'Italia dei fascisti, di Salò, che arrivati al culto della bella morte, non parliamo di Decima Mas per carità, non stiamo ballando con le stelle, arrivano a concepire l'idea di uno Stato che deve la propria fedeltà e onore alle armi dell'occupante, invasore, alleato, dipende sempre dai punti di vista, germanico. Una lettura che dopo il 25 aprile sarà dichiarata perdente, brutalmente perdente, ma in qualche modo non criticata, come vedremo. E poi c'è una terza Italia, che spesso viene dimenticata, ma che è potentissima nel suo essere inerte. Ed è l'Italia di Brindisi, è l'Italia del re, della continuità, è l'Italia di quella volontà di dichiarare il fascismo come parentesi storica, malattia della nazione, che si incardina, inciampo tra le gloriosi sorti e progressive di questa nazione, fatta di Cavour, di Garibaldi, di Vittorio Emanuele II, eccetera, eccetera, che vede il fascismo come qualcosa sostanzialmente da dimenticare, un esperimento fallito da non prendere in considerazione. È un'Italia non secondaria, è un'Italia che, ben oltre la guerra finita, nel giugno del 46 prenderà ancora 10 milioni di voti elettorali, ricordiamocelo, referendum monarchia repubblica, è l'Italia di quel re
che racconta se stesso come gabbato, ingannato, eccetera, eccetera. Poi sappiamo che gli storici hanno fatto un po' più di luce rispetto a questo racconto. È un'enorme differenza che apparecchia nuovi modi di raccontare se stessi. In Germania lo abbiamo visto, una parte consistente della prima memoria pubblica ufficiale è imposta a manu militari dagli alleati, e allora fai Norimberga, per fare di tutta la guerra un'enorme operazione di polizia che giustamente non si chiude con un armistizio, si chiude con un tribunale, con un processo che dovrà avere dei colpevoli, funzionali a tutti, sia ai vincitori che indicano dei colpevoli, sia al popolo dei colpevoli, perché qualcuno a livello apicale carica su di sé la croce uncinata per tutti. E in Italia no. In Italia c'è un moto molto diverso. La defascistizzazione è richiesta nel cosiddetto armistizio lungo, viene imposta dagli alleati a Badoglio. Badoglio un po' se ne dimentica, strano. Lo farà il suo successore Ferruccio Parri, quello di mettere insieme una commissione di defascistizzazione, che avrà grosse difficoltà. La prima delle difficoltà che troverà è i numeri di questa defascistizzazione. E qui abbiamo la prima grande differenza rispetto al nazismo, dal mio punto di vista. I nazisti vanno al potere nel 1933 e vengono scalzati nel 1945. Un'intensità e una penetrazione all'interno del discorso pubblico enorme, sicuramente. La Germania è nazificata, possiamo dirlo, ma il tutto avviene nella, maturità del leader del nazismo, Adolf Hitler. In Italia abbiamo 20 anni di fascismo. Il che significa che almeno 2 generazioni di italiani crescono esattamente immersi in quel brodo di cultura che il fascismo stesso aveva pensato per loro, fatto di molte cose difficili, ma che rende virtualmente impossibile vivere tutta la vita in Italia senza avere in qualche modo a che fare con il regime fascista. E questa non è un'operazione secondaria nella memoria di tutti. In soldoni, la defascistizzazione, prima ancora che con la volontà politica, si scontra con la domanda delle domande, che è sottesa a quello che abbiamo di fronte, e cioè: chi è stato fascista? Non è una domanda semplice. Chi è stato fascista? Ovviamente sì, gerarchi, e nemmeno tutti, qualcuno se la spanga, qualcuno dice sì, io ero nel partito, ma non ero del partito. Molto Mussolini e i suoi accoliti di dopo, pochissimi possono comprendersi in questa categoria, e si vedrà la difficoltà di questa defascistizzazione senza margini di dichiarazione di che cosa è stato fascista. Sono stati fascisti i professori universitari che hanno giurato nel 1931, tutti tranne 12? Qualcuno di più che di 12, perché poi ci sono i prepensionati, quelli che se ne sono andati all'estero, eccetera. Beh, se è così abbiamo almeno un paio di presidenti della Repubblica che sono stati fascisti. Einaudi, che insegnava economia, e Giovanni Leone, grande insegnante di diritto all'università. Sono stati fascisti tutti i magistrati che hanno applicato le leggi sul fascismo, forse sì, forse no. Il problema è che si dà alla magistratura il compito di ripulire se stessa. E vengo al secondo paragone. Si parlava di Hans Globke, che sicuramente come segretario di Stato e consigliere di Konrad Adenauer ha avuto un peso enorme a livello di immaginario nel conservatorismo tedesco che ha degli afflati nazisti, e che è stato forse, se voi non la conoscevate, una delle brutte sorprese di questo racconto che ci ha fatto Tommaso. Ma io non posso dimenticare che nello stesso momento in Italia, proprio perché la magistratura non è riuscita a darsi delle regole fisse per autoripulirsi, quando nel 1950, vado a memoria, scusatemi, 1956 viene istituita la Corte Costituzionale su mandato costituzionale. Il primo Presidente della Corte Costituzionale è De Nicola, ma sta in carica pochissimi mesi. Il primo vero effettivo e comandante, Presidente della Corte Costituzionale, che ricordiamoci è la quarta carica dello Stato, è quel Gaetano Azzariti, che era stato il presidente del Tribunale della Razza e uno dei costruttori di tutte le grandi leggi fasciste. Quarta carica dello Stato, non consigliere di un cancelliere molto solido, ma uno dei grandi player, scusatemi l'inglesismo, della politica e del diritto degli anni 50, un uomo che ha dato un'impronta a quello che è il diritto costituzionale in Italia, che prima
non aveva nella propria storia se non la Corte di Cassazione. Capite qual è la differenza? Senza particolari scandali, senza particolari difficoltà, tutti erano stati qualcosa durante il regime e quindi dopo il regime è difficile, perché non ci sono delle regole fisse, stabilire qual è la differenza tra essere stati fascisti, afascisti, post-fascisti. Ecco, in lingua italiana la fioritura di suffissi e prefissi per quanto riguarda il fascismo è uno dei casi, diciamo, più interessanti dal punto di vista della glottologia, della storia stessa della lingua. E questa grande differenza si vede anche nel racconto pubblico. Lasciando per un attimo da parte il dettato costituzionale che fa del fascismo un crimine in sé per sé e la sua apologia un reato, veniamo a chi pensa l'Italia di poi. Tommaso Specker parlava di Hannah Arendt, che è filosofa tedesca, una dei grandi maître-à-penser, che ricostruisce l'immaginario del nazista, possiamo dire quasi a livello antropologico. La lettura di Eichmann, che poi in parte a livello storiografico abbiamo visto non è particolarmente centrata, nel senso che Eichmann non è il freddo esecutore di ordini che non vuole comprendere, non vuole capire. La biografia di Eichmann dimostra che lui è parte integrante di quell'antisemitismo viscerale. Lui è un antisemita brutale ed è felice di fare quello che fa. Però, dal mio punto di vista, il discorso di Arendt comunque rimane in piedi molto solidamente per l'idea del ho obbedito agli ordini, su cui generazioni di funzionari, non solo tedeschi, ma anche nei territori occupati, si vestono di calma. In Italia chi c'è? Quale mente pensa al rapporto tra il popolo e il nazismo? Potremmo citarne uno su tutti, grande padre anche della filosofia della storia italiana, Benedetto Croce, il quale nel 1946, deputato dell'Assemblea Costituente, dopo essere stato deputato della Camera fascista degli anni 20 e prima del 25, quando scrive il manifesto degli antifascisti, ricordiamoci, era parte di quel gruppo conservatore che aveva tentato di ripulire l'immagine del fascismo e aveva contribuito a far entrare i fascisti non solo in Parlamento ma addirittura al governo e al potere. Ebbene, Benedetto Croce fa uno di quei discorsi dottissimi per cui era famoso e apparecchia all'Assemblea Costituente e al Paese tutto la grande scusa. Gli Ixos, dice. Immagino tra l'altro qualche deputato di origine contadina del PC o del PSI o anche della Democrazia Cristiana come Movimento Popolare che si guarda per cosa sono sti Ixos, i popoli del mare, no? Che arrivano in questo Egitto dei faraoni, arrivano, dominano 200, 300, 400 anni, poi se ne vanno senza apparentemente lasciare traccia e le dinastie dei faraoni continuano. Il paragone è chiaro, i fascisti sono come gli Ixos, sono popoli del mare, arrivano, fanno danni, cambiano, ma non riescono ad intaccare la linfa vitale del paese, il nervo scoperto sottratto. Letture evidentemente molto distanti da quella gramsciana, il fascismo come espressione di un cattivo rapporto dell'economia e del potere italiano con il potere politico, e nemmeno quella che potremmo andare a citare di Piero Gobetti, questa autobiografia nazionale difficoltosa. Letture molto lontane, molto distanti, perché ovviamente sia Gramsci che Gobetti non sopravvivono al fascismo. Croce sì, e apparecchia agli italiani il concetto di fascismo parentesi e fascismo malattia, comodissimo per tutti. Che cos'è il fascismo? È stato un virus, scusatemi, non sono tempi in cui fare questo tipo di paragoni, però insomma qualcosa pesa all'interno dell'immaginario. Arriva la febbre della resistenza, cura tutti noi, e gli anticorpi dell'antifascismo nato dalla resistenza hanno per noi la possibilità di difenderci dal fascismo. Ancora oggi io ho sentito e ho letto interviste di noti giornalisti e notisti politici, non farò nomi perché non c'è bisogno di far pubblicità ad Enrico Mentana, il quale dice: non tornerà il fascismo in Italia perché il fascismo ce l'abbiamo già avuto in Italia. È un'affermazione credo del 2018, ma mi è rimasta molto impressa perché è una lettura deterministica, no? Del fascismo come esperienza di crescita, di maturità di un popolo, come le fasi freudiane, no? Abbiamo avuto la fase fascista, basta, non ce l'avremo più, magari, non lo so. Il problema è che tutto concorre a depotenziare il discorso attorno al fascismo italiano. Tutto. Tornando al caso tedesco,
La Germania nel 1945 è una terra occupata a manu militari a est e a ovest da potenze che discutono senza nulla chiedere ai tedeschi che cosa fare di quel territorio. E giustamente si diceva, Churchill propone l'agrarizzazione, la ruralizzazione della Germania. Spazziamo via la Germania come ente economico, ne facciamo un grande serbatoio di popoli, diventerà una sorta di grossa Svizzera, i porti ce li teniamo noi, eccetera, eccetera, una spartizione in senso ottocentesco. In Italia che cosa accade? In Italia accade che proprio perché non è stato acclarato a livello internazionale la colpa fascista, non è stata chiarita la colpa fascista, noi abbiamo un popolo che, tolto il proprio capo, può definirsi libero di fare ciò che vuole. È un racconto molto utile, che in Italia viene apprezzato molto, ma che paradossalmente è stato lo stesso Winston Churchill ad avviare. È il 23 dicembre del 1940 e sotto una Londra che viene bombardata anche dall'aviazione fascista insieme alla Luftwaffe, noi abbiamo un discorso ripreso dalla BBC che poi verrà mandato anche in traduzione in Italia, in cui Winston Churchill dice in maniera molto chiara: italiani, noi inglesi vi vogliamo bene. Siamo sempre stati popoli fratelli. Vi ricordate che mano grossa vi abbiamo dato il Piemonte lombardo, gli inglesi che non cannoneggiano i 1000 che sbarcano a Marsala, eccetera, eccetera, tocca i gangli del risorgimento, vero? Churchill dice: noi sappiamo che siete guidati da quel pagliaccio. Era appena uscito negli Stati Uniti, in Italia non arriverà che negli anni 50, ma nell'Europa, tra virgolette, libera all'epoca sta girando, Il grande dittatore di Chaplin. E nel grande dittatore di Chaplin c'è il mitico Bonito Napoloni, che è la caricatura di Benito Mussolini, che è un imbecille. È uno sciocco, un fanfarone, uno che la spara grossa, il classico italiano in gita, via, che viene preso di peso e inserito nel racconto pubblico che serve ai britannici in quell'ora così complicata per spezzare l'asse Roma-Berlino. E gli inglesi, e Churchill dice, puntando al lato debole, diciamo, dell'alleanza: italiani, liberatevi di Mussolini, che è un pagliaccio. Non siete cattivi, tra virgolette, come i tedeschi, l'ontologia del male, no, l'etnologia del male. Affidatevi a quelli che sono i capisaldi veri della vostra nazione, la Chiesa e la corona. Due temi che poi lo stesso Salvemini, ritornando dalle sue elezioni americane nel 1949, riprenderà e dirà: ci siamo liberati di uno dei grandi vulnera della storia italiana, il fascismo, cioè il cattivo rapporto degli italiani col potere dello Stato, ce ne restano due: l'idea monarchica del potere, benché si sia in repubblica, e l'idea ecclesiastica del potere, benché si sia in Stato laico. Ma è già il 1940 e questo apparecchiamento dell'idea che gli italiani sono colpevoli non viene solo da fonte italiana, ma deriva direttamente da una scelta concreta degli alleati, i quali poi applicheranno quest'idea. Il termine liberazione viene accettato dagli alleati. Le fasi e i pezzi di territorio che vengono liberati dalla morsa nazifascista vengono poi sistematicamente devoluti allo Stato e al governo italiano in formazione, che è quello del CLN. E mentre fino al 1949 nessun tedesco ha la possibilità di avere la benché minima informazione politica nazionale, e quando ce l'ha nel 1949 la Germania si spezza, e i Länder che votano ad ovest diventano la Repubblica Federale, i Länder che non votano all'est diventano la Repubblica Democratica, in Italia dal 25 aprile del 1945 il governo italiano, riconosciuto da delle potenze come belligeranti, ha in mano le chiavi del paese. E anche questo non è poco, perché la defascistizzazione, che al momento non sta interessando agli alleati, viene lasciata nelle mani degli italiani, che però hanno la difficoltà di comprendere il loro ruolo. Vi la sciolgo per battuta: nel 1946, novembre mi pare, c'è un'interrogazione parlamentare di un deputato dell'Assemblea Costituente liberale che critica Alcide De Gasperi perché dice: che vergogna, Alcide De Gasperi è andato a Parigi a firmare il trattato di pace e lo hanno fatto sedere con le potenze sconfitte.
che da un punto di vista della politica fa sorridere oggi, perché, chiariamolo ad uso di chi non frequenta professionalmente la storia, l'Italia ha perso la seconda guerra mondiale, va bene? L'ha proclamata nel 40, l'ha persa firmando l'armistizio nel 43, quello che viene dopo è altro, però è interessante che già nel 46 una parte consistente dell'establishment politico non riconoscesse questo tipo di sconfitta, e il lavacro della resistenza doveva ripulire tutto per seguire una politica di memoria che non è una politica della colpa, ma è una politica del, chiamiamolo understatement, per non dire parole più volgari, perché siamo registrati, la paraculaggine non la userei come parola, quindi cancellate questo pezzo. E tutta la seconda parte del libro, Ma perché siamo ancora fascisti, cerca di occuparsi proprio da un punto di vista della fruizione del mito pubblico, di quello che non è stato fatto dopo il 1945 per costruire una memoria pubblica riguardante il fascismo. Abbiamo ovviamente la Resistenza, che si trasforma velocissimamente in mito. La prima storia della Resistenza di battaglia è del 1953, poi più volte ristampata, ed è un testo fondamentale, se non altro perché dà la cronologia di quella che è stata la Resistenza, tira fuori le date fondamentali, e questa dicotomia 25 luglio-8 settembre che è complicata da digerire. Il fascismo senza Mussolini di Badoglio in quell'agosto-settembre, che però è fondamentale, che getterà le basi per la distruzione dell'Italia come Stato. E mentre quindi nella Germania degli anni 50 e 60, acclarato che una colpa vi sia, perché questa è la base, perché Hitchcock fa un montaggio a Norimberga che racconta dei morti che vi sono stati, e poi si tratta di capire chi, come, cosa. Chi è stato nazista? Chi è colpevole? Chi guidava le locomotive per Auschwitz è colpevole? E mentre la Germania si dibatte in ciò, l'Italia sviluppa una sua mitografia della Resistenza, tace il ventennio, il pre-8 settembre 43, che è troppo complicato per essere gestito e quindi viene lasciato da parte, tant'è vero che i miti del pre-43 rimangono talmente tanto in piedi che qualcuno addirittura ci scrive un libro sulle bufale di Mussolini, che ha fatto anche cose buone, per dire l'assurdità. E i punti fondamentali di questa memoria pubblica si spezzano a favore della creazione di una mitologia degli italiani che sono sempre e comunque buoni. Gli italiani brava gente è uno di quei temi fondanti e fondamentali che travalica il fascismo stesso per raccontare noi stessi italiani inseriti all'interno di un grande alveo di bontà santificante che non può essere toccato da nessuno schizzo. È la memoria settorializzata di ciò che gli italiani hanno fatto bene, attenzione, indipendentemente dai luoghi. Ecco perché, per esempio, nell'Italia degli anni 50 nasce il mito delle buone sconfitte. È l'Alamein, mancò la fortuna, non il valore, una sconfitta militare che da un certo punto di vista segna la fine dell'avanzata italo-tedesca, più tedesca che italo, verso Gerusalemme e la Palestina e Suez. Vi invito a leggere un bellissimo libro di Dan Diener. Sì, lo so, i miei editori mi dicono sempre: parla dei tuoi libri quando fai le presentazioni, non di quelli degli altri, però Dan Diener, Tutta un'altra guerra, Volati Boringhieri comunque, in cui si parla della seconda guerra mondiale vista dal Medio Oriente, vista da Gerusalemme. Infatti è un libro che parte nel 1935 e finisce nel 1942, perché quella è la dimensione geopolitica, in cui l'Italia fascista gioca un peso, e però a El Alamein ci va Carlo Azeglio Ciampi non per inginocchiarsi di fronte a una vittoria che ha permesso la fine del dominio nazifascista sull'Europa, ma per ricordare i nostri soldati che combattono. Potrei fare 1000 antipatiche, difficili rappresentazioni di questa cancellazione, permettetemene una, e permettetemela perché da trentino condivido con voi friulani un grande tema, quello dell'alpinità, dell'essere alpini. Io venendo qui sono uscito a Udine Sud e accanto a me vedevo che c'era via Iulia. I Friuli, Venezia Giulia, così come il Trentino, così come la Bergamasca, hanno pagato un tributo di sangue enorme a tutte le guerre fasciste, paradossalmente, a partire dall'Etiopia, l'Acrocoro etiopico, che era montagna, terra d'alpini, fino ad arrivare all'Armir,
armata italiana in Russia. Ed ecco, nella memoria di tutti, sappiamo, nella memoria da bar, quando io dico Russia, tutti dicono la ritirata di Russia, normale, iniziata, ce lo ricordiamo, 26 di gennaio con sul saliente del Don la battaglia per bucare a sacca Nikolaevka, una battaglia di ritirata che permette a 100.000 soldati di tentare di liberarsi da questa morsa. Il problema è che qualsiasi storico militare, anche da bar, dovrebbe porsi la domanda centrale all'interno della costruzione di una memoria che sia basata sui fatti storici, e cioè, permetta la brutalità, Presidente, che cacchio ci facevano 100.000 alpini piantati migliaia di chilometri all'interno del fronte sovietico? Cioè, se noi raccontiamo la ritirata di Russia e gli italiani l'hanno fatto in maniera concreta, appoggiati a capisaldi della letteratura, le 100.000 gavette di ghiaccio di Bedeschi, il sergente nella neve di Mario Rigoni Stern, uomo che viene dall'altipiano di Asiago, io sono dalla Valsugana, siamo praticamente vicini di casa, quindi quando parlo di questo parlo di storia mia e confondo la memoria con la storia. E uno come Nuto Revelli, che torna antifascista da quella che era stata la crociata antibolscevica del fascismo, questa Italia repubblicana il prossimo 26 di gennaio del 2023 ricorderà con una vicinanza dal mio punto di vista pornografica con quello che è la giornata della memoria del 27 gennaio, la gloria delle truppe alpine ricordando Nikolaevka. Io, avendo parenti alpini, ritengo che questo sia un insulto tra tutto quello che gli alpini hanno fatto nella storia di questo paese, ricordare quel corpo per una battaglia che era parte di quella che i tedeschi chiamavano Vernichtungskrieg, guerra di annientamento nei confronti dei sovietici. Perché prima del 26 di gennaio del 43 c'era il 25 di gennaio del 43, in cui centinaia di migliaia di soldati italiani collaboravano alla costruzione della ripulitura del Lebensraum nazista, in cui centinaia di migliaia di soldati italiani sostenevano l'occupazione nazista di Ucraina, Bielorussia e territori strappati all'Unione Sovietica. C'è una bellissima riduzione teatrale del sergente della neve di Mario Rigoni Stern, fatta da un grandissimo attore di teatro civile, Marco Paolini, in cui c'è il fantaccino che racconta, spaventato, e chiede al suo sergente maggiore, il fantaccino che è bergamasco, chiede al suo sergente maggiore, mentre porta la mitraglia faticosamente tra le steppe russe, sergente maggiore gli chiede: arriveremo a Baita? Vi arriveremo a Baita, sergente maggiore? Torneremo a casa, sergente maggiore? E il sergente maggiore dice: guarda, se te combatti bene, se non scappi, se fai vedere che sei uomo, se tieni la mitraglia sempre oliata, se ti ritiri con ordine, allora vi arriveremo a Baita. Ed è bellissimo, si crea l'empatia, un'empatia che ancora oggi noi abbiamo. Infatti il sergente nella neve è un'opera che ancora oggi ci sentiamo di raccontare come nostra, di famiglia, la terra della Giulia. Siamo qui. Eppure una parte di quell'historical strike, di quel dibattito storiografico avviato da Nolte negli anni '80, toccava anche un tema: la Wehrmacht che si ritira dai territori dell'est, mettendo a milioni di tedeschi dell'est di scappare ad ovest di fronte alle brutalità dell'Armata Rossa, eccetera, meriterebbe un monumento. I tedeschi si rispondono, Jürgen Habermas risponde dicendo: non possiamo tagliare a fette la storia. La Wehrmacht che si ritira è la reazione alla Wehrmacht che avanza. Ebbene, noi come memoria pubblica del nostro Paese non riusciamo a renderci conto di una cosa, che ogni giorno in cui quel fantaccino resisteva, armi in pugno, di fronte ad un'Armata Rossa che, ricordiamoci, all'epoca stava liberando il proprio Paese, vincendo una guerra che non aveva dichiarato e di cui non aveva nemmeno ricevuto dichiarazione, ogni giorno in cui gli italiani facevano i bravi italiani, bevevano il latte nelle isbe, eccetera, eccetera, era un giorno in più in cui i cancelli di Auschwitz rimanevano aperti sull'orrore. Perché non c'è questo nella memoria di questo Paese? Perché non si è costruito un tema fondante? Perché nessuno ce l'ha chiesto e nessuno fuori e dentro questo Paese ha posto il tema delle corresponsabilità. Anche perché io sono un appassionato di film, come avrete capito. È facile essere i comprimari del cattivo dei cattivi nei film. È sempre colpa dei tedeschi.
Ce l'ha detto Rossellini con Roma città aperta nel 1945, che è sempre colpa dei tedeschi. Tutta la cinematografia degli anni 50, 60 e 70 ci ha insegnato che quando vedi uno biondo con gli occhi azzurri in divisa in un film di guerra hai capito che è una canaglia. Mentre l'italiano è fanfarone, chiacchierone. 1991, finisco con un paio di spunti amari. 1991, un film che io amo, Mediterraneo, Salvatore. Ma quanto bello è, ma quanto falso è. Un gruppo di soldati italiani arriva su un'isoletta della Grecia, la occupa e fa per 2 ore scarse l'amore. Storie, non storie, italiani ma fazza una razza, ma quanto siamo belli, eccetera, eccetera. Ci sono tutti i caratteri della commedia italiana. C'è Lo scemo di guerra, un fantastico Claudio Bisio, c'è il fascista scemo erede del federale di Ugo Tognazzi, che è un grande sergente russo, un abbatantuono che cerca di risolvere l'omosessualità del suo collega di reparto cercando le risposte sul ruolino da sottufficiale. C'è l'intellettuale del gruppo, che ovviamente è l'ufficiale, che ovviamente è toscano, perché c'è tutta la commedia goldoniana in questo film. C'è Attendente Farina, che è il servo sciocco, che però ad un certo punto fa una scelta di campo emotiva, direte politica, no, emotiva, emozionale. Si è innamorato della donna pubblica e non vuole tornare a casa. E c'è addirittura il momento in cui si riesce a dare la stoccata agli inglesi, che arrivano a salvare gli italiani da quest'isoletta in cui sono stati relegati e disarmati da un turco che li ha drogati, ricordiamocelo, Nunzo. E quando vediamo apparire gli inglesi con una musichetta da Rule Britannia presa in giro sono vestiti di bianco, con le calzette, ovviamente tratto nordico, quindi ustionati dal sole del Mediterraneo, sono ridicoli. E questa è la grande battaglia propagandistica avviata dall'Italia degli anni 40 contro la Gran Bretagna nel Mediterraneo. Ma nel 91 abbiamo ancora quegli stilemi, mentre quando inquadri i soldati italiani che per 2 anni hanno fatto 3 gli imboscati, c'è un Diego Abatantuono che sembra un Che Guevara uscito dalla Sierra e noi ci immedesimiamo e ancora oggi anche voi qui sorridete a quella che è un'enorme bugia. Andate a leggere su un libro di storia delle superiori greche che cosa è stata l'occupazione italiana fascista, nazifascista della Grecia, uno dei momenti più bassi del Regio Esercito, una delle vergogne più grandi di questo Paese, insieme all'occupazione dei Balcani. Ma poi anche lì provate a fare il paragone. Immaginatevi un autore tedesco, un regista tedesco che la prova e dice: ma sai che c'è, lo faccio un film e prendo un plotone di soldati della Wehrmacht che se ne va in un paesino della Bielorussia e per 2 ore fa, in uno shtetl ebraico della Bielorussia, e per 2 ore fa l'amore. Un film così, se uscisse, provocherebbe il richiamo dell'ambasciatore tedesco in tutti gli stati, a partire da Israele, in cui questo film venisse mai proiettato. In Italia e fuori d'Italia il film di Salvatore, se ve lo ricordo, vince un Oscar, il che significa che questa memoria non è solo racconto pubblico degli italiani, ma è racconto pubblico sedimentato fuori d'Italia. E quindi non ci verrà mai lo spunto, come è accaduto dopo l'89 in Germania, per prendere il toro per le corna a livello di racconto pubblico e gestire il 45 come una liberazione, come una Befreiung, e dire sì, è vero, meno male che avete preso a cannonate i nostri nonni, meno male che avete raso al suolo le nostre città, perché grazie a questo oggi noi facciamo parte di un'Europa democratica. Tutto quello che la memoria post guerra fredda ha prodotto a livello pubblico in Italia è stata la legge del ricordo del 2004, in cui si è preso simbolicamente una data controversa e si è presa come data il 10 di febbraio, che è la firma del Trattato di pace, che non è una data semplice, è un revanchismo che ricorda molto il lutto con cui l'estrema destra tedesca negli anni 20 ricordava la firma del Trattato di Versailles e parlava di Dolchstoß, di pugnalata alla schiena da parte della società. Noi abbiamo uno dei paesi che fa parte della NATO che sostanzialmente ricorda in maniera negativa la firma del Trattato di pace che pone fine alla Seconda Guerra Mondiale in questo paese. E mentre nel 2005 in maniera molto faticosa una fetta di Berlino non secondaria, anche a livello banalmente economico,
viene dedicata alla memoria del più grande crimine che il paese di cui Berlino è capitale è stato colpevole, quell'enorme spianata che abbiamo visto, nel 2022 siamo ancora qui a ragionare, 2022 avvenente 2023, sul fatto se sia lecito o piacevole che in uno dei quartieri centrali di Roma l'Euro sia ancora piantato un obelisco con la scritta Dux, che fa bella mostra di sé davanti a tutti. E dice: ma questa è storia, che ci vuoi fare? La differenza sta tutta qui. In questi pochi veloci esempi, io volevo portarvi via anche meno tempo, ma spero che comunque ci sia una possibilità di ragionamento, perché noi siamo di fronte a questo. Noi, e qui concludo, dal mio punto di vista, abbiamo appena assistito, tanto per arrivare alla cronaca, alla fine di un lungo discorso che è partito con la fine della guerra fredda e che ha una data di inizio e, dal mio punto di vista, anche una data di fine. La data di inizio è il discorso di insediamento dell'allora Presidente della Camera Luciano Violante, in cui si parlò dei ragazzi di Salò che avevano degli ideali, per quanto sbagliati, ma degli ideali. La guerra, i rastrellamenti come atto ideale, senza poi processare questi ideali. È l'inizio di una grande parabola per cui chi era stato messo fuori dall'arco costituzionale a partire dagli anni 60 e fino agli anni 90 prende la revanche e ritorna ad essere parte del discorso pubblico dicendo: noi siamo usciti dalle catacombe, noi vogliamo il nostro diritto. Per citare ancora una volta i tedeschi, però quelli di prima della Prima Guerra Mondiale, wir wollen unser Platz an der Sonne, anche noi vogliamo il nostro posto al sole della storia, con tutto un racconto che noi ben conosciamo riguardante la pacificazione nazionale, che in realtà è la parificazione nazionale. Non si tratta di richiedere la pace, ma si è trattato di richiedere il riconoscimento che chi combatteva per Salò era tale e quale a chi combatteva nei ranghi della Resistenza, fatto non attraverso l'esaltazione di Salò, difficile, ma attraverso l'abbassamento dei temi della Resistenza, Pansa, eccetera, eccetera. E a me dispiace dirlo da storico, che dal mio punto di vista, a livello di memoria pubblica, questo discorso si è concluso. Si è concluso con il discorso del Presidente del Senato, ultimo scorso, dell'ottobre del 2022, in cui la seconda carica dello Stato ha detto: finalmente possiamo tutti trattare la nostra storia unificata. D'ora in poi, dal mio punto di vista, e qui mi fermo, ma potrebbe essere tema di discussione, proprio come Tommaso Specker presume che ci siano degli avanzamenti anche forse preoccupanti all'interno della memoria tedesca, io sono abbastanza certo che da un punto di vista della memoria a tappe di questo Paese noi abbiamo appena assistito ad un punto da cui si dovrà partire, in cui la parificazione è data per certa e la pacificazione significherà sostanzialmente ognuno si prenda la propria croce in mano, 10 febbraio, 25 aprile, la stessa cosa, magliette della 10ª Mas come se piovesse, perché alla fine siamo tutti italiani e siamo quindi tutti brava gente. Grazie. Ecco, di fronte a questi due interventi così stimolanti, chiedo subito se ci sono interventi. Prego. Che riguarda l'intervento, la relazione di Tommaso Specker, l'italiana, e che questa lei parte da lei dà un'immagine degli intellettuali tedeschi, della storia dei grandi intellettuali tedeschi. Io mi aspettavo un qualcosa anche di più che toccasse la popolazione. Infatti io le posso dire, sono arrivata la prima volta in Germania negli anni 70 tramite un canale preferenziale che è certamente
insolito è che questo, il paese dei miei genitori, era qui la sede del Comando Supremo della Wehrmacht per il litorale adriatico, spessa di Capriva, è qui a 25 km. La convivenza è stata ottimale con gli occupanti, quindi i giovani occupati hanno mantenuto il contatto nel dopoguerra. Io mi sono trovata in Germania negli anni 70 a imparare il tedesco d'estate nella famiglia di uno dei marconisti del generale Kübler, che sarebbe quasi tornato con la compagnia a festeggiare le loro ricorrenze con una tradizione militare molto forte, anche se questi erano solo marconisti, ma c'era anche loro avevano un grande spirito di corpo. Quindi io negli anni 70 ho conosciuto i miei coetanei che frequentavano il liceo, e già quella volta c'era a scuola, loro sentivano della colpa dei genitori, no, quando tornavano a casa però il genitore chiaramente non poteva dire sì, il professore ha perfettamente ragione, diceva beh, insomma, ecco, non era proprio così. Io stessa mi sono sentita dire ma perché la tua tesi di laurea sulla comunità ebraica di Gorizia non potevi trovare un altro argomento, santo cielo. Però sì, quindi tesi che è pubblicata, se la volete leggere volentieri. Una cosa che mi ha colpito molto però è stata nel corso degli anni, appunto io poi sono tornata in Germania con i miei allievi, anche lì c'era la visita regolare ai luoghi della memoria, che come detto lei stiamo all'inizio degli anni 90, però c'era una grande stufata. Arriva un punto in cui la mia generazione si è stufata di sentirsi dire che sono un popolo di nazisti, di cattivi, e io stessa anche ho detto ma mio Dio, noi parliamo il tedesco, non è detto che automaticamente siamo cattivi, come ha detto lei, abbiamo gli occhi celesti, poi c'ho gli occhi celesti e io ho la faccia mitteleuropea, peggio ancora, devo spiegare sempre che in realtà non sono una tedesca. Cioè, non qualche volta. E quindi c'è questa sfaccettatura che a mio avviso dovrebbe anche essere tenuta presente, cioè uno che arriva alla mia età e dice basta adesso, no? Cioè, io vivo normalmente, questi erano i miei genitori, potevano essere più o meno giovani, potevano essere i nonni in qualche caso, basta. Ecco, quindi questo, e la Germania adesso è in una posizione molto pericolosa perché ha un numero di stranieri che è molto molto alto, quindi è in una posizione che anche per i più tolleranti comincia ad essere di difficile gestione, gestita in modo meraviglioso con corsi di integrazione, corsi di lingue, corsi di usi, costumi, però è una Germania. La Germania del quotidiano non è quella di cui ha parlato lei davanti al pubblico. Io volevo sottolineare questo, no? C'è anche questo aspetto umano della mia generazione che ormai stufa, che accetta tutto per carità, però è stufa e di un momento storico non per niente facile. Quindi in cui uno può essere anche buono, io per dire lei vive a Berlino, io sono stata alcune volte ospite di uno studioso tedesco che è morto lo scorso anno, Klaus Vogt, che si è occupato appunto dell'ebraismo, della fuga degli ebrei tedeschi in Italia durante il nazismo, e lui stesso, pur essendo un uomo aperto, tollerante, io mi ricordo bene perché mi ha colpito molto, ho detto mio Dio, ma basta, ne abbiamo troppi di stranieri. Quindi è un momento storico per niente facile che ha anche questa sfaccettatura che io mi permetto di sottolineare, perché io avevo solo sfogliato il suo libro, non l'avevo letto, però appunto ho sentito una relazione molto a livello intellettuale. La Germania è fatta di persone, come l'Italia, è stato molto simpatico. No, assolutamente, grazie per l'intervento innanzitutto e per il punto di vista. Diciamo questo, che costruendo un libro di questo tipo bisogna fare delle scelte, soprattutto quando lo chiudi ti rendi conto di tutto quello di cui non hai parlato, avresti dovuto parlare, perché coprire 80 anni di storia
Io il punto, ho cercato di lavorare attorno a questo tema del fare i conti con il nazismo, come si fa i conti con questa complessità storica. Io ho fatto la scelta, chiaramente in un lavoro di questo genere, di ragionare su 3 aspetti. I tribunali, i processi, perché lì innanzitutto si fanno i conti, dove i colpevoli, i criminali devono in qualche modo essere giudicati, portati a giudizio, i dibattiti collettivi, riflessi nella televisione, riflessi nei giornali, riflessi nelle pubblicazioni che segnano in qualche modo lo spostamento, e poi le scelte politiche, ovvero le scelte che poi comportano costruzione ad esempio i giorni della memoria, gli spazi pubblici. Il problema di lavorare su diciamo quella che è la società estesa è complesso, perché è un po' indefinibile la società estesa, nel senso sono uscite chiaramente negli ultimi anni molte pubblicazioni, c'è questo di Harald Welzer su questa idea Mein Europa war kein Nazi, c'è questo tema, e soprattutto sicuramente quello che dice lei, quello che mi fa analizzare, poi ci sono tante Germanie, ci sono poi le relazioni individuali che ognuno coltiva, però quello che credo sia successo negli anni 50, 60 e 70 è che questo passato sia sempre tornato in forma di o obliata o come forma violenta aggressiva delle immagini, la distruzione, o come forma di taciuto, cioè obliato ma non magari trasportato nelle famiglie. Però una vera rielaborazione è mancata in quegli anni, e io lo noto soprattutto avendo la fortuna di lavorare con parecchi gruppi tedeschi nei musei dove lavoro, insomma ho incontrato negli anni veramente una posizione abbastanza privilegiata, migliaia di gruppi da tutta la Germania, perché ci sono questi famosi BPA Group, Bundespresseamt, che arrivano invitati dai vari parlamentari, per cui i Länder, i bavaresi, Baden-Baden, insomma l'Assia. E quello che ho notato è che è mancato, proprio vedendo la generazione dei nati negli anni 40, diciamo, i figli diretti della seconda guerra mondiale, che in quegli anni 50, 60, prima cioè che il tema del nazismo entrasse nei libri di storia, ovvero a metà degli anni 70 e poi dal 78 in poi, il tema tornava in questa forma perentoria, sempre scioccante, delle immagini, partendo da quando gli alleati obbligarono la popolazione nel 45-46 a passare al Dachau, ma mai in una forma rielaborata, cioè questa rielaborazione non c'è stata, e le do un dato su tutto. È una domanda che noi sempre facciamo lavorando nella formazione politica, ad esempio per dare una misura anche di quanti gruppi siano consapevoli di questa storia. La domanda fatidica che io faccio sempre da ormai 15 anni al Museo Ebraico, alla Topografia del Terrore da 10 anni, insomma a Wannsee, alla casa di Wannsee, è chiedere ai gruppi, soprattutto ai gruppi tra i 60 e gli 80 anni, sono gruppi abbastanza importanti della formazione politica, se loro sappiano, abbiano idea di cosa fosse la popolazione ebraica in Germania negli anni 30. E sapete, negli anni 30, quando Hitler va al potere, 56 milioni di tedeschi, c'erano tedeschi ebrei, cristiani, musulmani, c'era anche una minoranza, un'elite dall'impero ottomano, insomma un 20.000 musulmani. Non era una società, diciamo, multiculturale religiosa, ma insomma la Repubblica di Weimar esprimeva già quei valori della libertà di religione. E chiedo sempre appunto quanto fosse la popolazione ebraica. Io le assicuro che il 99,9% di queste persone ancora oggi, e questo lo scrivo anche nel libro, e dice 5, 6, 10 milioni. Si sa, gli ebrei stavano dappertutto, gli ebrei controllavano l'economia tedesca, e io ogni volta devo ricostruire la storia e spiegare a queste persone che no, non è vero che gli ebrei stavano dappertutto, gli ebrei controllavano l'economia tedesca. La popolazione ebraica in Germania alla fine degli anni 20 era lo 0,8% della popolazione, 560.000 ebrei. E allora le persone ti guardano e dicono: ma come? Ma allora l'economia? Le sembra possibile che l'1% della popolazione, lo 0,8%, controllasse l'economia tedesca? E io dico: beh sì, forse. E allora devi fare riferimento ai libri e spiegare che no, lo 0,8% controllava il 3-4% dell'economia, era una minoranza overrappresentati, diciamo. E la reazione del 99% delle persone, ma almeno così nella quotidianità di questo lavoro che faccio, è: ma allora cosa ho sempre sentito? Cosa abbiamo sempre sentito? Una storia non rielaborata, cioè non c'è stato lo spazio. Fondamentalmente quella narrazione, quello che avete sempre sentito, è la narrazione, la vecchia narrazione antisemita, poi riflessa nel radicalismo nazista, che gli ebrei fossero stati dappertutto, avessero controllato tutto. Ma questo aneddoto, che però non è solo un aneddoto, è uno stato di cose, ahimè, ma questo spiega come sia mancata proprio
una rielaborazione. In questo senso, mi spiego, ho dovuto fare questa scelta di non poter partire da quella che è una percezione generalizzata, perché non mi dava, all'interno di una ricostruzione comunque storica, fedele ai fatti storici, la possibilità di tirarne fuori una vera e propria lettura, ricostruzione storica. Avrei potuto, sì, lo faccio, raccontare un po' di questi aneddoti, e questo per dire che appunto quella, certo, anche questa sarebbe una modalità del rapporto col passato, intrafamiliare, del non detto, del taciuto, e in parte emerge un po' nel libro, e sicuramente forse però manca, se lei da lettrice lo dice, la ringrazio per la lettura del libro, evidentemente manca questa componente. Ma un libro così è proprio una coperta da stirata, diciamo, resti fuori coi piedi o con la testa. Altre domande o interventi? Ecco, ne vorrei fare uno io a proposito dei processi e quindi di fare i conti con la storia attraverso i processi. Non mi riferisco tanto in questo momento al processo di Norimberga, quanto a due persone citate perché sono legatissime ai processi, cioè una è Hannah Arendt e l'altro Fritz Bauer, per sottolineare come entrambi abbiano avuto una partecipazione pubblica molto dolorosa dal punto di vista personale, perché è vero che Hannah Arendt è nota più che altro per il titolo del suo lavoro, La banalità del male, attribuito ad Eichmann, ma ha avuto una grandissima discussione, anche una discussione dolorosa per chi l'ha fatta e per chi l'ha subita, cioè lei, nell'analisi che faceva sul comportamento di alcune comunità ebraiche, ma soprattutto alcuni dirigenti delle vicende ebraiche. Visto che si è parlato di cinema, no? Io richiamerei il film di Margareta von Trotta, no? Anna, in cui c'è una scena nella quale questa critica è resa molto bene, perché è resa da un suo di studi, era Hans Jonas, entrambi allievi di Heidegger, entrambi laureati assieme a Anders, no? Nello stesso periodo, in cui la rimprovera di una freddezza nell'analisi e di una mancata comprensione per il dolore di quella componente che aveva responsabilità in alcune parti del mondo ebraico, che vede come un peso enorme questa situazione e che quindi non merita, secondo Jonas, che aveva partecipato poi alle brigate, no, per cui era intervenuto con le brigate ebraiche, non merita di essere messo sul banco degli imputati. Per cui dico questo perché il processo ha una serie di sfaccettature enormi, per cui si traduce in molti processi. Fritz Bauer, dal canto suo, aveva detto più volte che aveva anche egli un senso di colpa legato a quello che diceva lei, cioè di aver ottenuto, scendendo in qualche modo a patti, la possibilità di essere liberato nella prima fase dopo essere stato incarcerato, a differenza di un leader socialdemocratico del tutto dimenticato, che era Schumacher, che è stato per 2 volte il candidato sconfitto alla cancelleria subito dopo la seconda guerra mondiale. E per dire che cosa? Mentre invece Schumacher non aveva fatto questo, era rimasto e aveva subito. Dico questo per dire cosa? Per dire che la dimensione anche del processo è molto dolorosa per chi la vive. E la questione della struttura stessa di un processo che ha è incompatibile io credo sia incompatibile in realtà con non fare i conti della storia. È incompatibile sotto più profili, perché da un lato se deve cominciare a indagare la responsabilità individuale tra quella individuale e collettiva, non può che arrivare ad una responsabilità oggettiva, no? Cioè dice, vabbè, c'è
un incardinamento in una certa struttura e solo questo è sufficiente a sostenere. E dall'altro lato ha una dimensione parziale. Nel caso delle vicende della legislazione amnistiale nostra c'è stato, come lei diceva giustamente, è stato attribuito alla Corte di Cassazione uno spazio di discrezionalità per cui erano perseguibili soltanto i crimini fascisti e particolarmente efferati. Questa era la particolarmente efferati, quindi non bastava che ci fossero i crimini, doveva essere questa efferatezza che la Corte di Cassazione, che era composta dagli stessi magistrati che avevano fatto tutta la carriera, poi all'epoca si arrivava per anzianità nella cosa, non hanno quasi mai ritenuto. Ma c'è un punto che io vorrei da ultimo proprio sollevare come effetto, ma più come sollecitazione della scarsa attitudine, o forse si potrebbe dire inettitudine dei processi a garantire questa cosa, che è l'operazione fatta in Sudafrica, Verità e Riconciliazione, in cui, anche qui ci sono dei riferimenti cinematografici, in cui in realtà si comincia a distinguere, per cui ci poteva essere una amnistia a condizione anche lì, quasi come fosse nel discorso bisognava dimostrare che in effetti non era stata così grave il comportamento. Questo che cosa ha determinato? Ha determinato che alcuni che si erano macchiati hanno dovuto chiamare sul banco degli imputati altri che erano invece quelli che noi chiameremo oppositori partigiani, che in certi momenti avevano anche avuto compromissioni o debolezze che, amplificate dal processo, cancellavano ingiustamente la loro vicenda. C'è stato un episodio di costoro che era denunciante, dopo 18 giorni di torture aveva dato un'affermazione. Mi sembrava fosse un traditore in questa dilatazione del meccanismo del processo mentre era vittima. E da ultimo ancora dico, la compatibilità dei processi per fare un'operazione di memoria deriva anche da questo, perché non c'è niente di più strumentalizzato per dimostrare delle cose. Nessuno Stato totalitario è esente da una serie di processi all'interno del quale pretende di dimostrare che quella verità contro gli oppositori è una verità che rileva. Quindi c'è una difficoltà strutturale dei processi, ma c'è un uso strumentale necessariamente dei processi che venga fatto, e c'è una diffusione enorme del dolore, dell'ingiustizia per la stessa procedura attraverso la quale i processi, uno e l'altro, vengono celebrati. Io sono appunto sul Sudafrica. No, lei ha messo insieme assolutamente molte cose, sicuramente il tema innanzitutto dell'accertamento della verità. Hannah Arendt nella sua interpretazione filosofica innanzitutto, anche questa capacità, questa volontà di unire il peso della storia, le tracce della storia con un loro significato filosofico, epocale, quasi metafisico, no? Perché tutta la riflessione attorno all'orizzontalità del male, alla verticalità del bene, come dicevamo appunto, poi è stata in realtà di per sé questa lettura di Eichmann è stata superata, insomma, però lei sicuramente è quello che apre con quella ferita, perché poi verrà ripudiata, non solo riceverà tutte quelle condanne a morte, penso anche Gershom Scholem, la perdita degli amici, di quella comparto, diciamo, dell'ebraismo tedesco che poi l'aveva accompagnata nell'esilio. È quella tragedia dell'isolamento, e anche che poi si riflette nell'esperienza forse più tragica all'interno di questo tema di quello spazio grigio. Ecco, Hannah Arendt leggeva questo fondamentalmente, stava anticipando quella che poi diventerà la riflessione attorno allo spazio grigio. Non c'erano solo i cattivi e i buoni, c'era la zona grigia
sarà il grande punto di domanda a cui sempre ci siamo messi davanti quando consideriamo queste fasi del genocidio e i genocidi nella loro maniera più estesa. Sicuramente su questo posso solo aggiungere anche la testimonianza di Murmelstein, l'ultimo rabbino di Theresienstadt, intervistato da Claude Lanzmann, ripudiato anche lui da Israele. Lanzmann lo raggiunse a Roma, perché lui poi venne accolto da Roma, morì anche a Roma, Murmelstein, e lui racconta in maniera drammatica, tragica, l'idea che lui non avrebbe potuto fare altro, d'altronde non si poteva fare altro, questo sicuramente, cioè, cosa potevano fare le comunità ebraiche messe in minoranza da sempre, storicamente, se non fare quello che gli veniva detto di fare, no? Chiaro, Hannah Arendt però apre quella cosa, lo fa attorno alla figura di Eichmann, poi il primo grande processo fatto in Israele, in cui c'erano i testimoni, per cui c'era tutta anche una sensibilità. Israele era ancora, voglio dire, 2/3 della popolazione israeliana era direttamente superstite della Shoah. E sicuramente apre però il grande tema, l'impossibilità di guardare altrove, cioè la verità va stabilito, perlomeno è un processo di avvicinamento, credo qualsiasi esperto di diritto adesso ci darebbe una mano su questo, ma è un processo di avvicinamento, e che sicuramente i processi mancati non hanno collaborato in nessun modo a questa possibilità di raggiungere i tanti processi mancati. Ecco, e chiudo su questo, una cosa che veramente manca, Peter Klein, uno degli storici, si è occupato molto di Einsatzgruppen, insomma temi specifici della Shoah, e lui dice sempre: se c'è una cosa che ci manca rispetto a questo, sono le testimonianze, ovvero le deposizioni fatte dalla parte dei carnefici. C'è un vuoto enorme, sordo, e i processi avrebbero collaborato in questo, avrebbero permesso, come dire, l'affermarsi di queste testimonianze, perché chiaramente aspettarsi dei diari personali fatti dai poliziotti, le SS, la Gestapo, questo non sarebbe comunque accaduto. Erano i tribunali i luoghi dove si sarebbe dovuto produrre questo tipo di documentazione, che non c'è. È una mancanza, un vuoto sordo proprio, e Peter Klein dice: se c'è una cosa che manca è proprio quella, cioè la testimonianza diretta, e quindi fondamentalmente i processi contro i criminali, perché lì poteva avvenire questo. E questo non... Abbiamo i campi di concentramento, abbiamo le testimonianze delle vittime, abbiamo i documenti fatti fino all'8 maggio del 1945, ma poi c'è un silenzio assordante, e i processi avrebbero contribuito in questo. Sì, io d'accordo su tutta la linea, aggiungo un piccolo tassello, perché è uno dei miei temi di ricerca, diciamo, più favoriti e controversi, cioè la costruzione di una memoria pubblica, diciamo, perdonante. Il caso del Sudafrica è emblematico e ha un'enorme differenza rispetto ai casi europei. Il Sudafrica di Mandela dichiara se stesso in lineare continuità con lo Stato dell'apartheid di de Klerk, e questo è fondamentale. Lo Stato sudafricano non subisce al proprio interno una che viene portata avanti dalla guerra che uccide i totalitarismi europei, nazismo e fascismo. Quindi il tema della continuità e discontinuità, che in Germania, come abbiamo visto, non è stato posto dagli alleati, che hanno sostanzialmente messo in coma la società a livello politico elettorale, chiamiamolo così, la società tedesca, per gli anni necessari a stabilire i gradi bassi di giudizio, i gradi bassi di ricostruzione valoriale, oserei dire, dello Stato, dal Grundgesetz alla Verfassung, eccetera, e che in Italia è stata tematizzata con difficoltà, dalla morte della patria di cui parla Galli della Loggia, fino al tema della continuità nella discontinuità, allo Stato che è, ai funzionari dello Stato, dice bene Guido Melis, che sono fedeli allo Stato qualsiasi esso sia. Pensate ai prefetti, dal 40 al 46 sono sempre loro, e ricordiamoci che il 2 giugno, quell'elezione molto complessa, a momenti contestata, i prefetti, tutti praticamente di nomina fascista, tengono il punto e tengono per la Repubblica. Questo è un dato, c'è addirittura chi parla di patto tacito: tu non mi rimuovi se io ti aiuto a solidificare il tuo potere. In Sudafrica lo Stato è il grande collettore del dolore pubblico. Il processo di riconciliazione e giustizia prevede non solo dei processi diretti, ma il meccanismo, per esempio, della pubblica confessione, per cui tu puoi chiedere mercé e scusa alle tue vittime,
ma lo devi fare pubblicamente. In questo c'è una grossa scelta, diciamo, di carattere quasi messianico del Mandela e del post-apartheid in Sudafrica, che ha di fronte la Germania nazista, che si rende conto che non puoi processare il 20% sostanzialmente di un paese che è brutalmente riconoscibile, la parte bianca di quel paese. E per evitare il rischio guerra civile si pone la questione è lo Stato, per esempio, che si farà carico di indennizzare le vittime. E abbiamo il paradosso dei Boer, dei farmer, dei contadini bianchi con le loro grandi estensioni di terreno nel Sudafrica, pur consci del fatto che la loro ricchezza è basata sull'aver depredato le terre non loro delle popolazioni nere, i quali vedono le loro colpe indennizzate dallo Stato nei confronti, per esempio, dello Zululand, eccetera. È lo Stato che ad un certo punto si solleva, prendendo atto che i propri cittadini sono in conflitto, e cerca di fare da tramite. Mi permetto di sottolineare che è al momento il migliore dei mondi possibili, alla Voltaire, alla Candide, ma è un processo che dovrà fare i conti con lo scorrere delle generazioni. Fino ad oggi Sudafrica ha avuto a che fare con le generazioni che avevano in mano il sistema dell'apartheid e che da una parte e dall'altra hanno deciso di evitare di ammazzarsi. Vedremo se i nipoti, io spero tanto, continueranno con questa linea. Un altro esempio, mi permetto, di memoria non processualizzata è quello della Spagna franchista. Nel 1975 muore Franco, nel 1978 la nuova Costituzione. Anche qui la grande differenza, e forse è questa la nota centrale, è il fatto che lo Stato stesso a livello fisico si mantiene in continuità e dichiara che tutti quelli che hanno preso parte da una parte o dall'altra alla guerra civile e poi alla dittatura, come vessati o come vessatori, sono parte dello Stato spagnolo. E anche in questo caso i grandi tribunali non si occupano di giustizia penale, ma di risarcimento brutalmente economico, il riconoscimento delle pensioni ai funzionari repubblicani espulsi, il riconoscimento, la cancellazione delle condanne a morte, delle colpe riservate alle condanne detentive per i repubblicani, eccetera, ma con un soggetto a cui tutta la popolazione si può riferire. Questo secondo me è la grande differenza. Dove non c'è un soggetto è quasi necessario ergere un soggetto terzo, chiamiamolo neutro ma neutro non è, e chiamiamolo giustizia volutamente bendata, per evitare che qualcuno gestisca la patata bollente della colpa. Anche in questo caso in Spagna nell'ultimo periodo negli ultimi 10 anni vediamo un fiorire di leyes, delle memorie storiche, cioè la necessità di sancire per legge una struttura di memoria pubblica. È un esperimento dal mio punto di vista interessante, è un esperimento dal mio punto di vista, non lo dico io, Pierre Nora prima di noi, molto pericoloso, perché è uno dei tanti modi in cui si sancisce che cosa è storia, che cosa no, chi ha le colpe e chi no, e questo non è storia dal mio punto di vista. Grazie. Bene, ringraziamo infinitamente il relatore, è stato un pomeriggio credo interessantissimo e vedo anche dall'attenzione che il pubblico ha riservato, e con questo chiudiamo questo ciclo, ma non chiudiamo l'interesse che l'Istituto avrà per queste e altre vicende in futuro. Grazie a tutti e buona serata.